a tutte e benvenuti all'11° degli incontri di alta formazione dedicati al diritto al lavoro sicuro. Prima di passare ai saluti istituzionali, che sono folti e molto importanti, mi permetto di ricordare che questo evento da 11 anni è gestito da 3 soggetti, è promosso dall'Università di Udine, in particolare dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, in particolare dal Laboratorio Lavoro, e quest'anno, novità, dell'università partecipa anche la cattedra UNESCO del professor Grimaz e partecipa anche Sprint, il nostro laboratorio sulla sicurezza sul lavoro. Poi il secondo soggetto protagonista è quello dell'Ordine degli Avvocati di Udine e poi avremo il saluto del Presidente. Infine abbiamo la Scuola Superiore della Magistratura, la struttura territoriale di Trieste, e poi ascolteremo il saluto l'introduzione del dottor Comez. Oltre a questi protagonisti dell'organizzazione del nostro evento, abbiamo anche una folta serie di patrocini che con piacere ricordo. Quello della Camera Penale Friulana, quello della Confindustria di Udine, dell'API, dell'Ordine dei dottori commercialisti, dei consulenti del lavoro, degli ingegneri, dell'AGI, gli avvocati giuslavoristi italiani, dell'INPS, dell'INAIL, di ASU, l'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale. Non solo, ma permettetemi all'inizio di questi lavori di ringraziare anche quelli che hanno lavorato a tempo pieno per organizzare questo evento, e quindi ringrazio il geometra Daniele Lavaroni, che come al solito è un pilastro fondamentale per questa iniziativa, e per la parte universitaria la professoressa Anna Zilli e i dottori Gianluigi Pezzini e Massimiliano De Falco. Come al solito questo nostro evento sarà poi riprodotto sul canale YouTube dell'Università Play Uniud, e come al solito questo evento è collegato anche a un premio di laurea dedicato alla memoria del magistrato Giuseppe Lombardi. Quindi con grande piacere passo ai saluti istituzionali, cedendo la parola al nostro magnifico rettore, il professor Roberto Pinton. Grazie alla professoressa Borlo, grazie Marina, e grazie anche naturalmente a Anna Zilli e tutti coloro che hai citato che hanno partecipato all'organizzazione attiva, ma soprattutto continuano a partecipare a tenere vivo anche questo evento ormai giunto all'11ª edizione, cioè, che è nato, come si è detto, per ricordare la straordinaria figura professionale del dottor Lombardi e anche la persona. In realtà è diventato un appuntamento fisso con l'alta formazione in ambito del diritto del lavoro. Io credo che questo sia la cosa che importa molto da parte dell'università, e il fatto che partecipano altre entità, l'Ordine degli Avvocati, saluto tra l'altro il mio vicino di casa, il dottor Zanetti, ma anche la Scuola Superiore di Magistratura, e ci siano tutta questa serie di patrocini importanti, sta a significare che questo evento è anche atteso e partecipato in maniera importante. Così come trovo che sia assolutamente rilevante il fatto di associarlo a un premio di laurea, che significa un riconoscimento anche per gli studenti e un viatico anche meritevole, anche un viatico per continuare su una strada che li ha portati ad affrontare dei temi che sono senz'altro di viva attualità. Ecco, io credo che al di là della pandemia, queste 11 edizioni, almeno 9, sono state anche senza pandemia e comunque ricche di importanti input e stimoli su temi reali, contingenti, e che in realtà richiedono continua osservazione e monitoraggio da esperti. La pandemia certo ha esasperato tutto questo, del resto lo viviamo. Oggi si parla di sicurezza sul lavoro e pubblica amministrazione. Uno come me, stato pro tempore alla gestione di un ente pubblico, ovvio che ha
ha a che fare con queste attività, per cui se si parla di vaccini, Green Pass, la responsabilità dei dirigenti pubblici, il benessere nel lavoro, è qualcosa a cui non si può essere non solo insensibili, ma bisogna essere molto anche capaci di cogliere tutto ciò che può derivare da parte degli esperti. La professoressa Brollo, Marina, ha citato anche la nostra prestigiosa cattedra UNESCO in sicurezza intersettoriale, e giustamente il fatto che nasce dall'impegno che è stato profuso, in particolare dal professor Grimaz e anche da tutti i suoi collaboratori, nel costituire questo centro SPRINT, Laboratorio di Sicurezza e Protezione sul Lavoro, che per noi è stato fondamentale in questo periodo di pandemia, anche per gestire tutto ciò che è relativo a delle situazioni che erano imprevedibili. Se non ci fosse stato il diritto da una parte e dall'altra l'operatività, non avremmo potuto, almeno come siamo riusciti a fare finora, gestire una situazione che è decisamente difficile e soprattutto inusitata. Però c'è molto bisogno di saperne di più. Io colgo l'occasione anche per salutare e ringraziare naturalmente i relatori, il professor Boscati, il dottor Alessio Verni, l'avvocata Pividori, e poi sentiremo anche la dottoressa Muscillo, perché un aspetto bello e importante di questo evento è che non parla l'accademia, solo l'accademia, ma in realtà è un confronto fra tutti coloro che hanno a che vedere con queste problematiche, e solo in un approccio diciamo multitecnico invece che multietnico, interdisciplinare, come piace, sanno i miei colleghi e le mie colleghe citare, può nascere effettivamente anche una maggior consapevolezza di quanto i problemi abbiano necessità di essere ancora affrontati, studiati e poi, se mi permettete, anche divulgati in maniera che possano essere recepiti in maniera comprensibile da tutti. Credo che la mancanza di consapevolezza dell'importanza dei problemi sia qualcosa che riguarda tutti. Io mi occupo di cibo, si parla spesso di food safety e food security, cioè il fatto che il cibo sia sano e buono e che sia però per tutti. Io credo che per il lavoro si può dire lo stesso, ci vuole lavoro per tutti, ma bisogna lavoro sicuro. Quindi work safety e work security sono due, diciamo, terminologie che credo questo tipo di evento rappresenti in maniera formidabile. Quindi legare formazione, ricerca e poi alla cosiddetta terza missione, credo che sia un esempio di questo, sia un esempio mirabile questo tipo di evento. Quindi veramente grazie a tutti gli organizzatori, i relatori che rispondono sempre entusiasticamente, gli altri enti che con noi naturalmente collaborano e ovviamente spero che tutto questo serva anche agli studenti che saranno senz'altro collegati con noi e che troveranno spunti per un loro futuro di studio e lavorativo. Grazie Maria. Grazie ai saluti appassionati del magnifico rettore, ma non avevo dubbi perché lui è un fedelissimo, lui sa che siamo all'11ª edizione perché ha partecipato sin dalla prima, quindi è un piacere averlo e continuare assieme questo percorso. Ha detto cose importanti. Allora, ci sono i professionisti e noi abbiamo garantito l'accreditamento di questo corso. Ci sono gli studenti dei corsi di diritto del lavoro, dei corsi di area giuridica e di area economica, e quindi c'è questo mix di presenze online. E poi abbiamo voluto far vedere che non facciamo soltanto alta formazione didattica, ma anche ricerca, e quindi questo sarà l'anno che è l'occasione per presentare un volume molto importante, un volume curato dal professor Alessandro Boscati dell'Università Statale di Milano, che si occupa del lavoro pubblico, ma è fresco di stampa e quindi ci racconta il lavoro pubblico dalla contrattualizzazione al governo Draghi. E a questo volume con piacere posso dire che hanno collaborato diversi ricercatori, professori del laboratorio lavoro dell'Università di Udine, ma poi lo presenterà la professoressa Zilli. Allora, a questo punto, dalla locandina nella scaletta è previsto l'intervento dell'onorevole avvocato Francesco Paolo Sisto, che è sottosegretario di Stato alla Giustizia e che è
è un altro appassionato alla sicurezza sul lavoro, che ho avuto modo di incontrare pochi giorni fa a Taranto nel nostro congresso della nostra associazione e che mi ha appunto garantito la sua presenza. Solamente in questo momento in contemporanea sulla RAI e quindi ubi maior minus cessa, ma comunque ha garantito che verso le 11:30 sarà con noi e ci aggiornerà, porterà il suo prezioso contributo su questi temi. Per cui passerei a livello regionale, avendo la fortuna di avere il presidente del Consiglio regionale della nostra regione autonoma, Friuli Venezia Giulia, il dottor Piero Mauro Zanin, a cui cedo la parola. Grazie professoressa Brollo, un saluto a lei e a tutti i relatori, gli organizzatori di questo convegno, ai rappresentanti delle altre istituzioni. Il Consiglio regionale è particolarmente vicino alle iniziative come questa che voi state in qualche modo patrocinando, in quanto crediamo, e io personalmente credo molto, che il percorso di formazione che è stato attivato ormai 11 anni fa attraverso questi lavori e diciamo, la dedica, l'intitolazione al dottor Giuseppe Lombardi di fatto abbiano per questa nostra regione, questo nostro Friuli, questo nostro territorio ormai identificato una scuola, perché 11 edizioni nel quale vengono affrontati, sviluppati, proposti e in un certo senso credo anche innovate le discipline relative alla sicurezza sul mondo del lavoro, tra l'altro come è stato detto mettendo esperienze diverse al confronto per cercare di trovare un minimo comune denominatore che tenga tutto rispetto a quelli che sono gli interessi degli istituti di formazione, rispetto a quelli della giustizia, rispetto a quelli delle istituzioni, dell'avvocatura, insomma, ecco, credo che è una buona pratica quella di questa edizione, di questo convegno interdisciplinare che in qualche modo ci mette traccia, diciamo così, la strada su come si devono affrontare problemi complessi, su come in qualche modo bisogna su problemi complessi continuare e non stancarsi mai del confronto tra discipline che hanno obiettivi magari divergenti, ma che devono stare insieme per poter trovare poi la soluzione migliore per la nostra comunità. E cioè che questo avvenga in Venezia Giulia, voglio dire, è motivo di grande orgoglio e soddisfazione, perché dimostra che questa regione ancora una volta, non da oggi ma da tempo, è all'avanguardia in questo settore insieme ad altri ed ha questa capacità non scontata per una regione proprio come la nostra, per come un po' siamo fatti noi, della collaborazione. Noi siamo bravissimi ma siamo magari iperspecialisti, ci innamoriamo del nostro lavoro e magari condividiamo poco. Ecco, io credo che questo sia invece un esempio nel quale la collaborazione, la capacità di mettersi in ascolto rispetto alle esigenze di altri e piegare, ove è possibile, la propria disciplina, un interesse comune, credo che sia uno degli obiettivi più importanti. L'altra cosa, credo che insomma dimostri questo sforzo che voi fate anche, voglio dire, un principio fondamentale della convivenza civile, che è quello della restituzione. Cioè io credo che questo nei confronti dei giovani attraverso il premio di laurea, è quello che insomma anche attraverso queste ore che passeremo insieme voi fate, cioè far sì che a un certo punto l'esperienza maturata dai relatori, da chi organizza, dalle istituzioni che partecipano, in ottica vengano messi a disposizione delle giovani generazioni, restituire un po' quello che si è avuto, che si è costruito nel tempo, voglio dire, al servizio del passo in più che le giovani generazioni possono fare partendo dalla nostra esperienza. Ecco, io credo che per i professionisti, per chi ha responsabilità, vada riscoperto questo senso della restituzione, in un mondo nel quale sembra invece che tutti siano più propensi all'accaparramento, alla difesa di interessi magari particolari,
che siano poi magari funzionali al benessere personale, individuale, e non invece al benessere generale, al bene comune. Certo, dalla mediazione si trova, secondo me, la possibilità di costruire un bene comune possibile, non quello magari auspicato, quello utopico, però è bene in qualche modo che attraverso una restituzione delle competenze queste siano finalizzate alla ricerca del bene, dicevo prima, non del singolo, non del benessere personale, ecco, ma del bene comune. Credo che esperienze in questo senso, ecco, abbiano anche questo fine teleologico, cioè questa impostazione di unicità dei fini, che penso sia un esempio da seguire, un esempio importante. Per quanto riguarda l'argomento in sé, è un argomento sicuramente molto interessante, anche sulla quale credo che un certo percorso debba ancora essere sviluppato, quella della responsabilità, in questo caso poi dei dipendenti pubblici all'interno di un periodo complicato come è stato quello che abbiamo vissuto negli ultimi mesi, colpiti dalla pandemia, nella quale ci si è dovuti muovere più per una prassi continua che per una teoria alla base, perché nessuno aveva ipotizzato come ci si dovesse comportare in una pandemia che era lontanissima dalla capacità di previsione, insomma, quindi no, previsione rispetto a quella che poi è, diciamo, la prassi che l'esperienza ti pone davanti. Effettivamente è stata, voglio dire, una situazione difficile. Credo che questa regione, credo anche il paese, insomma, in qualche modo, pur con errori, abbia affrontato in maniera matura, e anche questo credo in un gioco di squadra complessivo la problematica. Poi è chiaro che il tempo e la storia ci dirà se abbiamo fatto tutto bene o meno. Però è bene anche, insomma, ecco, dopo un anno e mezzo cominciare a interrogarsi su quelle le cose che sono andate bene e le cose che sono andate male. Se posso dire, ecco, un'esperienza anche da amministratore, avendo fatto io il sindaco prima di essere presidente del Consiglio, ed essendomi da rappresentante istituzionale confrontato con la macchina burocratica, ecco, del pubblico, io credo che nella definizione della responsabilità, credo che e della linea di comando, della gerarchia, io credo che, ecco, qualcosa bisogna che debba essere ripensato. Mi spiego, cioè negli enti locali, ma anche, diciamo così, negli enti pubblici in generale, l'organizzazione del lavoro, dal mio punto di vista, ha deresponsabilizzato il primo livello, che è quello dirigenziale, ed ha aumentato la responsabilità sul secondo livello, quello delle posizioni organizzative. Cioè io vedo che molte volte l'impegno alla responsabilità sulla decisione sta in capo a figure che non sono di prima linea, mentre il dirigente coordina. Credo che però su alcune cose, particolarmente questa deresponsabilizzazione, voglio dire, sicuramente dalla parte politica, che ha responsabilità politiche, ma non poi nell'operatività gestionale diretta, e poi nel livello burocratico lo scarico sulle posizioni organizzative abbia creato in qualche modo, non dico un cortocircuito, ma certo una difficoltà, perché poi la posizione organizzativa, per remunerazione, per responsabilità, per prestigio, chiaramente non è spinta ad assumersi responsabilità importanti con ricadute anche a livello personale di un certo tipo, avendo quel livello. Quando vede il dirigente che prende 4-5 volte di più di quello che prende la posizione organizzativa, che invece ha funzioni di coordinamento, insomma, e dal punto di vista della responsabilità diretta in qualche modo non è colpito. Ecco, su questa partita, per avere un'efficienza e un'efficacia poi delle decisioni che partono dal livello politico, ma poi devono essere in qualche modo realizzate a bene comune dalla struttura organizzativa, credo che, insomma, ecco, una riflessione debba essere fatta. È una parte piccola dell'argomento più complessivo della responsabilità dei dipendenti pubblici rispetto all'interesse comune, però, insomma, ecco, dal mio punto di vista, dalla mia piccola esperienza, ho notato che questo è molte volte anche, voglio dire, causa molte volte anche il ritardo
trasformazione delle decisioni in opere concrete. Questo ha delle ripercussioni sia sul appunto quel bene comune possibile che dobbiamo cercare, anche sull'interesse della comunità e anche sull'efficienza e l'efficacia dell'utilizzo delle risorse pubbliche. Quindi insomma, ecco, su questo sentirò se c'è qualche contributo che magari può portare. E lo dico anche poi nella responsabilità, perché anche poi nella responsabilità sui luoghi di lavoro, sulla sicurezza, anche diciamo in molte volte queste condizioni vengono delegate dal datore di lavoro verso figure che non sono poi magari proprio apicali, mentre io credo che insomma la responsabilità deve andare di pari passo con la remunerazione, con la formazione, con la competenza, insomma non si possono creare, voglio dire, disequilibri, perché altrimenti questi poi riverberano sicuramente sull'azione pubblica. Comunque grazie ancora, complimenti, insomma, credo che insomma, ecco, questa restituzione nei confronti delle nuove generazioni sia un plus di questo convegno, di questa ormai scuola, l'ho chiamata all'inizio, di cui possiamo come Regione essere orgogliosi. Buon lavoro a tutti. Grazie Presidente. Lei è entrato nel campo di gioco del professor Boscati, quindi la invito ad ascoltare qualche lezione del professor Boscati e per quanto riguarda oggi soprattutto l'intervento del dottor Alessio Verni. Comunque mi piace anche il suo ragionamento sul Friuli come laboratorio di sperimentazione anche sui temi del lavoro, storicamente lo è stato. Così come noi sentiamo, io da friulana sento il dovere di una restituzione al territorio, a quel territorio che ha voluto l'Università di Udine, e quindi posso dirle, interpretando il pensiero del nostro rettore, che l'Università di Udine è a disposizione per costruire assieme percorsi di manutenzione delle professionalità del pubblico impiego, in particolare a partire dai dipendenti regionali, quindi noi ci siamo. Bene, e a questo punto passo con piacere la parola alla direttrice del mio Dipartimento di Scienze Giuridiche, la professoressa Elena D'Orlando, che non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Grazie Marina, e devo dire che per me è davvero un piacere e anche un orgoglio, in qualità di direttrice del Dipartimento, portare i saluti anche a questa 11ª edizione del premio di laurea Giuseppe Lombardi, che è un'iniziativa che dà senz'altro lustro al nostro Dipartimento, ma come ricordava il magnifico Rettore, dà anche lustro alla nostra università. E lo dà per tanti motivi, innanzitutto perché è un'occasione per consolidare delle partnership che noi abbiamo con vari stakeholders territoriali di prim'ordine. Mi riferisco innanzitutto a coloro che coorganizzano questo premio, cioè l'Ordine degli Avvocati di Udine e la Scuola Superiore della Magistratura, che sono al nostro fianco in tante altre iniziative, e poi anche tutte le realtà che hanno concesso il loro patrocinio all'iniziativa, che Marina prima ricordava e che quindi non ricordo nuovamente, e che non danno solo un patrocinio, direi, di carattere formale, ma danno un patrocinio che sta a significare che sotto c'è una rete di rapporti, di relazioni, dalle quali poi nascono idee e quindi iniziative. E un altro aspetto che è poi particolarmente rilevante e che qualifica questa iniziativa, come già ricordava il magnifico Rettore, sta nel fatto che questo premio di laurea compendia in sé in realtà tutte e tre le missioni tipiche dell'università. È alta formazione, è ricerca ed è terza missione. Come ricordava poc'anzi anche Marina, una missione che noi rivolgiamo alle istituzioni territoriali, ma anche a tutti gli attori del tessuto economico e sociale che caratterizzano la nostra realtà regionale. Il tema che è stato scelto quest'anno, sicurezza sul lavoro e pubblica amministrazione, è un tema direi di centrale importanza per chi opera all'interno delle pubbliche amministrazioni ed è un tema su cui sicuramente l'emergenza sanitaria che purtroppo stiamo ancora vivendo ha gettato una luce nuova. Noi abbiamo sperimentato come noi cittadini, ma noi anche operatori e studiosi del diritto, abbiamo sperimentato come il governo sia intervenuto a più riprese per fare fronte all'emergenza pandemica attraverso strumenti regolativi del più vario tipo,
molto pervasivi in vari settori dell'ordinamento e che col tempo si sono stratificati, direi, fino a creare un vero e proprio corpus normativo che in dottrina noi ormai chiamiamo per comodità e per sinteticità il diritto dell'emergenza. Ebbene, questo diritto dell'emergenza, per quanto riguarda in particolare il settore più ristretto del diritto del lavoro e in particolare i temi della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, si contraddistingue per interventi normativi, direi, molto incisivi, che prefigurano delle forme di tutela che forse, ma questo ce lo spiegheranno i nostri illustri relatori, vanno anche al di là delle tutele, delle forme di tutela tradizionalmente caratterizzanti il nostro ordinamento e che fanno perno innanzitutto sui principi costituzionali. Cito l'articolo 32, la tutela della salute, l'articolo 41, il diritto di iniziativa economica per tutti, e poi ovviamente sulle fonti europee. Dico interventi che a me paiono molto incisivi. Io non mi occupo di diritto del lavoro, mi occupo di diritto pubblico, però dico interventi che io stessa percepisco dall'angolo visuale della pubblica amministrazione molto incisivi, perché in buona sostanza mi pare che il legislatore sia intervenuto in ambiti che tradizionalmente su questo terreno venivano abbastanza lasciati alla discrezionalità del datore di lavoro e che viceversa in questo momento vengono incisi profondamente, in buona sostanza accollando al datore di lavoro tutta una serie di oneri e di responsabilità che si traducono in che cosa? Si traducono in incisive forme di riorganizzazione all'interno delle pubbliche amministrazioni imposte dal dato normativo, che ovviamente non possono non riverberarsi sulla stessa azione della pubblica amministrazione, dal momento che organizzazione e azione sono, come noto, due facce della stessa medaglia. E ci si potrebbe chiedere fino a che punto questa incisione dell'ambito della discrezionalità della PA datore di lavoro può essere considerata legittima. Beh, la risposta direi che deriva in senso positivo, ovviamente, dalla stessa lettura dell'articolo 32 della Costituzione, perché è noto che la tutela della salute nel nostro ordinamento ha una natura doppia, una natura bidimensionale, meglio. La salute è un diritto fondamentale dell'individuo, ma è anche un interesse della collettività. E da questo punto di vista il ruolo della pubblica amministrazione diventa quanto mai cruciale, perché la pubblica amministrazione deve da un lato occuparsi di garantire la tutela della salute dei propri dipendenti e della sicurezza dei propri dipendenti, dall'altro quella degli utenti, ai quali comunque deve continuare ad erogare i servizi essenziali, pur in condizioni emergenziali. Questo, come ricordava il magnifico rettore, ma anche come ricordava in maniera molto efficace il presidente Zanin, ben lo ha sperimentato e ben lo sperimenta chi oggi ricopre ruoli direttivi all'interno delle pubbliche amministrazioni, che si trova spesso a dover compiere delle scelte rispetto alle quali ha la sensazione di ritrovarsi senza rete, senza punti saldi di riferimento. E quindi fondamentale, a mio modo di vedere, sono momenti di confronto e di riflessioni come questi in cui si cerca di ricostruire una intrinseca razionalità di questo diritto dell'emergenza in un settore, tra l'altro, così delicato. Quindi io ringrazio ancora in primis le colleghe di diritto del laboratorio lavoro che anche quest'anno sono riuscite ad organizzare in maniera direi eccezionale un evento così interessante. Ringrazio tutti i partner, ringrazio ovviamente i relatori che seguiremo con grandissimo interesse. Buon lavoro a tutti. Grazie alla direttrice per averci anche voluto regalare un suo contributo di stimolo al tema di cui discutiamo oggi, e quindi con altrettanto piacere passo la parola al dottor Paolo Corder, presidente del Tribunale di Udine.
porto i saluti dei magistrati e del personale del Tribunale di Udine. Ma i miei devono essere i complimenti agli organizzatori, a tutti coloro che collaborano a questo evento formativo, e questi complimenti nascono da tre, diciamo, sottolineature, se mi permettete. La prima richiama la nozione il concetto di tradizione. Ormai questo è un evento formativo che ha 11 anni di età, e quindi è un evento formativo che ormai diventa un appuntamento costante nella realtà giuridico socio-territoriale del nostro territorio, ed è un appuntamento prezioso perché, diciamo così, ed è la seconda sottolineatura, è un evento formativo che contribuisce alla creazione di una rete. Come è evidente, si tratta di un evento formativo che mette insieme, cerca di coordinare, di far condividere temi importantissimi ai protagonisti del mondo giuridico e sociale del nostro territorio. E allora l'Accademia, insieme all'Avvocatura, insieme alla Magistratura, insieme ai fruitori concreti, quotidiani dei vari temi affrontati, oggi quello della sicurezza sul lavoro. Ma c'è un tema ancora più importante. L'Accademia porta con sé in questi eventi formativi i giovani, cioè gli studenti, che saranno coloro che agiranno sul tema in questo caso della sicurezza sul lavoro nei prossimi decenni. Questo è l'elemento fondante e fondamentale di questo tipo di evento, che è rivolto a coloro che si occuperanno nei vari settori di sicurezza nel lavoro nei prossimi decenni, e garantire ai giovani una maggiore sensibilità verso temi come questi è l'elemento, ripeto, da sottolineare grandemente di questo tipo di iniziativa. La terza sottolineatura riguarda il collegamento che hanno fatto coloro che hanno organizzato questo evento tra sicurezza del lavoro e pandemia. La sicurezza del lavoro è un tema purtroppo, dico io, centrale, ancora centrale nel nostro Paese, in bilico sempre tra la prevenzione e la repressione, e noi magistrati, diciamo così, purtroppo arriviamo nel momento della repressione, quando invece occorrerebbe che tutti gli sforzi si concentrassero sul tema della prevenzione. Ma oggi la pandemia, a mio avviso, ha cambiato il paradigma esistenziale anche con riguardo alla sicurezza. Oggi stringere la mano di una persona non è sicuro, non dà sicurezza. Ecco, a fortiori figuriamoci in un ambiente di lavoro pubblico, come possa essere mutato, cambiata radicalmente il paradigma della sicurezza. E oggi, ancor più che nei tempi passati, il diritto al lavoro, che è un diritto costituzionale, ha una nuova declinazione, deve avere una nuova declinazione. Il diritto costituzionale al lavoro è un diritto al lavoro sicuro. Non solo un diritto al lavoro remunerato e giustamente remunerato, ma un diritto al lavoro sicuro. E questa è una notazione che riguarda il sottoscritto. Io sono un datore di lavoro della pubblica amministrazione e in questi mesi di pandemia abbiamo dovuto affrontare i temi della sicurezza nel lavoro con riguardo alla pandemia, e quindi vi garantisco che la solitudine è sicuramente un elemento che ha connotato questi periodi, ma la solitudine la si combatte con eventi come questo, di informazione, di condivisione, al di là di un elemento fondamentale che è il lavoro in gruppo, lavoro in staff. Se il datore di lavoro non è da solo, ma ha uno staff di persone competenti, evidentemente i problemi di sicurezza a livello di prevenzione potranno essere risolti più facilmente. Quindi auguro un buon lavoro a tutti e mi complimento ancora per questa iniziativa. Grazie a tutti.
Grazie al Presidente del Tribunale di Udine e ora la parola al Presidente dell'Ordine degli Avvocati, l'Avvocato Massimo Zanetti. Sì, grazie professoressa Brollo e buongiorno a tutti. Devo dire che per me è un piacere intervenire oggi in questa giornata di studio. L'evento sostanzialmente conferma, lo hanno detto tutti coloro i quali mi hanno preceduto, l'importante collaborazione, una collaborazione che dura oramai da 11 anni tra l'Ordine degli Avvocati di Udine, il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Udine, la magistratura tutta e la realtà anche del territorio friulano. E questa collaborazione è una collaborazione che ha come centro propulsivo proprio il ricordo di un grande magistrato, il compianto dottor Lombardi. Per l'ordine degli Avvocati di Udine la formazione e l'aggiornamento assumono un ruolo di primaria importanza nello svolgimento delle proprie funzioni. Sostanzialmente noi dedichiamo gran parte della nostra attività proprio alla formazione, nella credenza che solo attraverso la formazione le cose possano migliorare, solo attraverso la formazione si possa avere dei professionisti migliori e quindi si possa incidere poi nella realtà. Devo dire che l'alta competenza che ha sempre caratterizzato l'attività del dottor Lombardi, che io poi ho avuto anche l'onore di conoscere personalmente, un magistrato che si è sempre occupato di sicurezza sul lavoro, quest'alta competenza si è sempre in qualche modo riflessa negli 11 appuntamenti, negli 11 convegni che sono stati organizzati dall'università. Questo è un momento importante quindi di riflessione, ma come giustamente ha sottolineato il magnifico rettore, è un momento anche di confronto interdisciplinare e credo che questo sia il segreto del futuro, il fatto di fare rete, il fatto di unire le competenze, il fatto di mettersi in gioco. Il tema della sicurezza sul lavoro, sul quale ritengo non si debba mai abbassare la guardia, rappresenta un tema di grandissima attualità alla luce dell'incidenza epidemiologica e della campagna vaccinale, che poi in qualche modo è collegata anche allo strumento del Green Pass, su cui insomma oggigiorno insomma, è diventato un argomento di centralità. E devo dire che per quanto di mia competenza, lo accennava il Presidente del Tribunale, dottor Corder, con il Presidente del Tribunale abbiamo condiviso proprio la fatica, le difficoltà nell'organizzazione di quelle che sono poi le attività e quindi anche gli oneri del Palazzo di Giustizia. E posso dire che non è stato semplice, non è tuttora semplice perché le cose non sono ancora risolte, la situazione emergenziale non è ancora cessata. E alle volte le esigenze sono anche contrapposte e a seconda di come poi si guardi la questione. Ecco, credo che momenti come questo di incontro, momenti come questo di condivisione anche di quelli che sono i punti di vista aiutino proprio anche a crescere e a trovare anche centralità poi nelle soluzioni. Peraltro però ecco, devo evidenziare come vi siano state delle decisioni, a mio parere a livello normativo, penso ad esempio allo smart working, che ritengo che mal si addicano con la funzione della pubblica amministrazione, dove il cittadino, il fruitore del servizio ha comunque sempre la necessità di avere un contatto diretto con l'operatore. Per quanto riguarda l'esperienza personale, basti ad esempio pensare ad alcuni settori della giustizia, come appunto il processo penale, che era così caro al dottor Lombardi. È un settore che ha sofferto molto perché non attrezzato per rispondere ad un evento di tale portata, dove ad esempio possiamo dire che il cosiddetto lavoro da casa, lo smart working, non è possibile non esistendo un fascicolo del processo telematico. Quindi questo per dire cosa? Per dire che molto si è fatto grazie allo stimolo anche propulsivo di questo che io definisco un maledetto acceleratore, il Covid,
Tuttavia servono risorse per adeguare la pubblica amministrazione agli standard di efficienza e di sicurezza che si devono pretendere nel 2021. Io credo che non si possa avere maggior sicurezza senza anche l'opportuno stanziamento di risorse. Non si possono fare cambiamenti, non si possono avere miglioramenti senza un investimento. Questo lo si chiede al datore privato e credo che sia doveroso chiederlo anche alla pubblica amministrazione. Io quindi vi ringrazio nuovamente per l'organizzazione naturalmente di questa 11ª edizione e confido che rimarrà un appuntamento annuale a cui insomma rimarremo agganciati nell'organizzazione della cooperazione. Ringrazio naturalmente i relatori che ascolterò volentieri e auguro a tutti un buon lavoro. Grazie. Grazie a lei Presidente, e l'aggancio a un ulteriore nodo di questa rete che stiamo costruendo oggi. Su questi temi potremo ragionare assieme anche per costruire i percorsi dell'avvocato specialista in diritto del lavoro. Ecco, noi ci siamo se vogliamo continuare questo rapporto. Così come è vero, occorrono risorse finanziarie, economiche, queste appunto col PNR probabilmente le avremo, ma anche risorse umane, e quello lo stiamo costruendo anche con questo evento, nel senso di creare una sensibilità, come abbiamo già detto, dei giovani per queste tematiche e anche la consapevolezza che si possono creare nuovi posti di lavoro. Quindi quando pensiamo al lavoro noi pensiamo solo ai posti che si distruggono, ma qui stiamo ragionando sui posti nuovi. Grazie, e proprio su questo tema dei posti nuovi di lavoro è con grande piacere che passo la parola alla Presidente di Confindustria Udine, la dottoressa Anna Mareschi Danieli. Buongiorno professoressa, buongiorno rettore, buongiorno a tutti i relatori. Innanzitutto grazie per l'invito a partecipare a questo appuntamento che ormai è diventato un pilastro del nostro territorio. Io, come è giusto che sia, mi focalizzo sul tema del giorno e la mia visione è ovviamente riferita al privato, non alla pubblica amministrazione, ma ritengo che i parallelismi siano davvero tanti, anche perché la tutela della salute per noi imprese è sempre stata messa al primo posto, ma non per un obbligo, perché esiste un obbligo di legge o un formale impegno morale, piuttosto perché, essendo appunto le nostre risorse umane un prerequisito per noi indispensabile per la competitività a qualsiasi livello, abbiamo sempre considerato la salute e la sicurezza dei nostri collaboratori come una condizione assolutamente imprescindibile. E attenzione, perché anche se nel nostro settore privato non si parla sempre di servizi essenziali, ma senza impresa non c'è lavoro e quindi non c'è potere di spesa, non c'è possibilità di consumo, non c'è domanda e non c'è offerta. Quindi quando dico attenzione intendo a quando parliamo di essenzialità, perché rischiamo di limitare il nostro ragionamento andando magari fuori strada. È chiaro, come ha giustamente detto lei, professoressa, che la sicurezza nasce da un certo tipo di organizzazione interna del lavoro, che questo può essere quindi riferito all'impresa pubblica, all'impresa privata o comunque all'amministrazione pubblica. Servono costante attenzione, professionalità e a monte di tutto ciò un grandissimo senso di responsabilità. È questo il punto focale. La sicurezza sul lavoro non è frutto del caso e non è che una volta raggiunta come una certificazione internazionale può considerarsi soddisfatta. È un obiettivo a cui si deve tendere in qualsiasi momento, continuamente, giorno per giorno, senza distrarsi mai. E come ho già sentito dire dagli altri relatori, si tratta di prevenzione e protezione. Questa è una materia estremamente ampia, multidisciplinare, trasversale, e come ormai noi italiani siamo purtroppo abituati, la regolamentazione è estremamente complessa, perché quando le responsabilità sono pesanti il nostro paese tende a sfuggire.
Detto questo, le evidenze statistiche complessive sugli incidenti nei luoghi di lavoro continuano a registrare dei numeri che non sono assolutamente accettabili. Noto che si continua a pensare a meccanismi punitivi ex post, e cosa che ritengo decisamente sbagliata. Dobbiamo pensare insieme, in maniera concertata, a soluzioni che intervengano prima degli incidenti e per abbatterne le probabilità del verificarsi. E nell'appello che è stato già indirizzato alle rappresentanze sindacali per affrontare tutti i nodi della ripartenza, il nostro Presidente nazionale ha rivolto un invito piuttosto duro a studiare soluzioni che intervengano prima degli incidenti. E questi incidenti vanno segnalati e vanno segnalati tutti i tipi di rischi, garantendo una tutela a chi li segnala, altrimenti il circolo vizioso continuerà a girare. Chi vive in fabbrica sa bene che l'unico modo per affrontare la sicurezza sul lavoro è appunto prevenire. Confindustria ha fatto una proposta concreta. Si può partire da quella, si può partire da ciò che le categorie sindacali riterranno di mettere sul tavolo, ma partiamo. Questo è il messaggio che io voglio passare. Il lavoro non sicuro rappresenta una minaccia all'intera società contro la quale istituzioni, la comunità intera deve reagire, perché la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è indice di civiltà del nostro paese. Laddove non viene rispettata, rappresenta anche un fenomeno piuttosto distorsivo da un punto di vista concorrenziale. Le imprese corrette sono le prime a subire la conseguenza di atteggiamenti scorretti di altre aziende. Questo capita spesso, purtroppo, sia da un punto di vista di mercato, sia da un punto di vista reputazionale, perché in Italia sappiamo bene che una sola mela marcia fa più notizia di tutto il frutteto. Quindi, in conclusione, cosa ci serve? Abbiamo bisogno di un approccio inclusivo che si declina in concreto nella cultura dell'azienda, ovvero sicurezza come valore imprenditoriale, cultura dei lavoratori nella loro formazione e nel loro comportamento giornaliero, cultura del legislatore, che deve essere garante di un sistema normativo chiaro, rispettoso dei principi di legalità, di tassatività e di certezza del diritto, altrimenti, ripeto, siamo sempre il criceto che gira nella ruota all'infinito. Quindi vi ringrazio, occasioni di dialogo, di approfondimento su questo tema e su tanti altri che avete trattato ovviamente, sono utili e dimostrano che tutti, come abbiamo visto dalla trasversalità dei relatori di oggi, nel rispettivo ruolo e nelle rispettive responsabilità che competono, vogliono remare nella stessa direzione. Quindi grazie e buon convegno a tutti. Grazie Presidente, le sue parole sono musica per le nostre orecchie e in sintonia col messaggio che volevamo mandare, con la lezione nostra di oggi, nel senso che chiudiamo il trio di relazioni con una relazione sul benessere organizzativo affidata all'avvocata Pividori. Quindi proprio la conclusione è questo ripensare tutta l'organizzazione del lavoro, avendo presente che il benessere è un elemento che aiuta anche la produttività e la competitività delle imprese. Quindi grazie molte per questo contributo. E ora la parola a due enti pubblici che sono tra i protagonisti di questi temi della sicurezza sul lavoro. Quindi in primo piano l'INAIL, e con piacere passo la parola al direttore regionale INAIL Friuli Venezia Giulia, il dottor Fabio Lofaro, altro amico di queste nostre iniziative. Buongiorno a tutti, un saluto beneaugurante a tutti i partecipanti da parte della direzione regionale INAIL Friuli Venezia Giulia e mio personale naturalmente, e un grazie agli artefici di questo irrinunciabile evento. Si sa che
infatti che l'INAIL regionale partecipa ormai come un appuntamento consueto al premio Lombardi, che ci consente di avviare, di riprendere, di approfondire i temi legati alla sicurezza, che poi sono il pane quotidiano di questo istituto e della missione di questo istituto. Poi l'edizione di quest'anno in particolare ci interessa, ci coinvolge doppiamente, proprio in quanto soggetto istituzionale che si occupa di sicurezza, ma anche in quanto pubblica amministrazione, quindi datore di lavoro pubblico che, come è stato rilevato nell'arco di questa mattinata, deve garantire ai suoi dipendenti la sicurezza. C'è da dire che questo aspetto normalmente non attira l'interesse mediatico, perché forse non genera allarme. Il settore pubblico si sa che ha una sinistrosità, peraltro in linea col settore servizi, una sinistrosità bassa e di non elevata gravità, ma è chiaro al tempo stesso che sia sotto il profilo giuridico che sotto il profilo operativo ci sono numerosi elementi di interesse che potranno contraddistinguere anche la giornata odierna, a partire dalla corretta individuazione del datore pubblico o dei rischi di interferenza di personale esterno in strutture che normalmente hanno una forte interazione fra vari tipi di presenze, lavoratori, utenti, fornitori ed altro. E poi vi è il grande campo dei rischi psicosociali e dello stress nei luoghi di lavoro, forse ancora non abbastanza esplorato, e a cui si aggiungono i rischi collegati all'organizzazione, che possono minare effettivamente il benessere degli individui e della collettività lavorativa. Ora, se in questi ambiti la pubblica amministrazione saprà essere coraggiosa, saprà essere innovativa, potrà anche tracciare una strada che sarà preziosa anche per il lavoro privato, e quindi si potrà in qualche modo guidare lungo questa strada in direzione di un standard elevati all'insegna del binomio benessere-sicurezza. È una sfida di civiltà, è una strada di responsabilità sociale delle imprese verso i propri lavoratori, verso i propri clienti / utenti, verso lo stesso ambiente. È una sfida che non è facile, ma è strategica per i nostri anni a venire. Io credo e spero che la pubblica amministrazione possa dare un contributo importante in questo senso, ed è la ragione per la quale ascolterò molto volentieri e con grande interesse gli interventi odierni. Grazie. Grazie. Anche noi confidiamo che la pubblica amministrazione possa recuperare un ruolo di apripista, ed è proprio per questo che ci concentriamo su questo ambito. Passo allora la parola alla dottoressa Francesca Filla, direttrice dell'INPS sede di Udine, che parla anche a nome del direttore regionale dell'INPS. Bene, buongiorno a tutti. Innanzitutto io ringrazio le organizzatrici e gli organizzatori di questo importante convegno, e in particolare la professoressa Brollo e la professoressa Zilli per l'invito, e poi tutti i relatori che ovviamente avrò il piacere di sentire nella giornata odierna. Come anticipato la professoressa Brollo, io sono qui per portarvi i saluti del nostro direttore regionale, il dottor Sardi, che appunto mi ha incaricato di rappresentarlo, non potendo essere presente, ma che ci teneva veramente moltissimo a portare il proprio saluto e anche la nostra esperienza di istituto previdenziale. Per me, che sono direttore della sede di Udine dal 2017, non è la prima occasione di partecipare a questo importante convegno e premio Lombardi, e come hanno già detto i colleghi che mi hanno preceduto, sicuramente ogni anno mi devo complimentare per l'organizzazione e per gli argomenti trattati, che sono sempre di grandissima attualità e di estremo interesse.
E anche quest'anno, anzi direi proprio soprattutto quest'anno, scorrendo il programma, mi sono ritrovata come dirigente pubblico, quindi anche come datore di lavoro pubblico, datore di lavoro del mio ufficio, particolarmente coinvolta dalle tematiche che verranno affrontate dai relatori nel corso della giornata. Infatti, come tutte le pubbliche amministrazioni, anche il nostro istituto si è trovato e continua a trovarsi in prima linea a dover affrontare tutte le conseguenze derivanti da questa situazione sanitaria ed economica collegata e compromessa dalla pandemia che stiamo purtroppo ancora vivendo. Noi gestiamo, come ben sapete, un numero elevatissimo di prestazioni di ogni genere, ma soprattutto di natura previdenziale ed assistenziale, per le quali non poteva assolutamente e non poteva esserci un'interruzione di servizio nell'erogazione. E per fare questo era necessario ovviamente poter lavorare in sicurezza, perché i miei collaboratori dovevano poter continuare ad erogare, a fornire il servizio. Vi ricordo così brevemente, condivido con voi, proprio per parlare di quel senso di solitudine a cui ha fatto riferimento il dottor Corder parlando del dirigente pubblico. Cosa è successo il 13 marzo del 2020? Io me lo ricordo ancora, purtroppo un venerdì pomeriggio, nel pieno di un'emergenza che non sapevamo ancora come gestire, in poche ore io e penso anche tutti coloro che hanno gestito una pubblica amministrazione in quel momento abbiamo dovuto collocare il nostro personale, e parlo ad esempio di Udine, siamo 200 persone, 200 dipendenti, in smart working, senza avere idea di come saremmo riusciti poi a gestire tutta la nostra complessa attività da remoto e con l'utilizzo dei soli strumenti informatici. E successivamente, poi quando abbiamo ricominciato a ripopolare gli uffici in maniera graduale, ho dovuto affrontare in prima persona il problema della sicurezza dell'ambiente di lavoro, poi la tematica del convegno di oggi, per garantire la sicurezza in primis dei miei collaboratori e poi di tutti gli utenti che frequentano i nostri uffici, che interagiscono quotidianamente con noi. E ciò con questa consapevolezza di un'enorme responsabilità, non solo di natura professionale, ma anche morale nei confronti del personale e di chi viene nei nostri enti. E devo dire che ce l'abbiamo fatta con l'impegno di tutti i dipendenti dell'istituto, ma in generale con l'impegno di tutti i dipendenti della pubblica amministrazione italiana, che così tanto spesso è bersaglio di critiche che ritengo ingiuste. Altro elemento che ci ha consentito di gestire questa situazione di emergenza e che ci supporta quotidianamente è l'elevato livello di informatizzazione del nostro ente. E in questo modo siamo riusciti comunque a erogare prestazioni di competenza, facendo fronte in tempi rapidissimi anche a tutti quei nuovi istituti, quei nuovi prodotti che sono stati introdotti dalla legislazione emergenziale. E vi assicuro, e lo stiamo sperimentando ogni giorno, che non è facile predisporre nel giro di poche settimane delle procedure informatiche nuove in grado di erogare il servizio e di erogarlo da remoto per tanto tempo. Ma devo dire, lo dico con orgoglio, lasciatemi usare questa parola, che ci siamo riusciti e stiamo continuando ad impegnarci moltissimo nel fornire questo tipo di servizio. Ecco, io non aggiungerei altro, anche perché insomma i relatori che mi seguono hanno degli argomenti che sono di una estrema importanza. Io ringrazio dell'invito e saluto tutti e buon lavoro per questa giornata interessantissima. Grazie ancora. Grazie a lei. E non c'è dubbio che i dipendenti dell'INPS, anzi spesso le dipendenti dell'INPS, vanno incluse tra le eroine della pandemia. Così come anche basti pensare alla responsabilità del nostro rettore con più di 15.000 studenti che girano per le nostre aule, quindi sono numeri che fanno tremare i polsi e che hanno dimostrato una incredibile resilienza del nostro paese e quindi siamo orgogliosi di questo. E allora cominciamo
a parlare del tema di oggi. Quindi cedo la parola al dottor Andrea Orlando Comes, giudice della Corte di Appello di Trieste, e che è qua anche nella sua veste di referente della Scuola Superiore di Magistratura. Bene, buongiorno a tutti. Ringrazio per questa occasione che si rinnova anche quest'anno della partecipazione a Scuola Superiore a questo convegno, che è molto importante, come abbiamo detto, non soltanto dal punto di vista dello studio e dell'approfondimento, ma anche per il collegamento che c'è con la figura del dottor Lombardi, che è figura particolarmente rilevante nell'ambito della magistratura, soprattutto del nostro territorio. Sarò estremamente sintetico perché voglio dare spazio poi ai relatori che seguiranno. Dico soltanto questo: dal punto di vista dell'oggetto dell'argomento di oggi è molto importante e molto anche significativo, perché mette in evidenza quello che deve essere il rapporto tra la pubblica amministrazione e quello che è il mondo del lavoro. La pubblica amministrazione è intesa spesso in maniera ambivalente, da un lato con una funzione quasi di conflitto con il mondo del lavoro, perché è l'organismo che in qualche maniera funge come un organismo di controllo, quindi anche potrebbe essere una funzione di repressione, applica delle norme, crea delle norme. Adesso stiamo vedendo anche nel settore della pandemia, alle quali il settore del lavoro si deve abituare e adattare, e in alcuni operatori, imprese eccetera, ovviamente soffrono di questa cosa. Però in realtà il secondo aspetto della pubblica amministrazione che noi dobbiamo valorizzare in qualche maniera è quello della collaborazione con il settore del lavoro, con gli organismi che operano in questo settore. Cioè la pubblica amministrazione deve essere ripensata non più come soltanto una serie di soggetti o comunque un organismo che ha una funzione di controllo e di regolamentazione e quasi in qualche maniera invasivo del settore del lavoro, ma è un organismo che ha la funzione proprio di tutelare chi opera nell'ambiente del lavoro e che ha una funzione anche di garantire due profili, il profilo della sicurezza e il profilo dell'efficienza. Cioè questo deve essere l'obiettivo dell'intervento della pubblica amministrazione nel settore del lavoro. Come farlo? Questo è l'oggetto, diciamo, della discussione, del dibattito e dell'approfondimento. Possiamo dire che ci sono dei settori, che sono soprattutto, non so, il settore civile, io parlo dal punto di vista della magistratura. Nell'ambito della magistratura la funzione della pubblica amministrazione come magistratura, si può intervenire in maniera molto costruttiva, soprattutto nel settore civile, quindi dare delle regolamentazioni, delle indicazioni e così via. Nel settore penale ovviamente abbiamo una funzione più di controllo e di repressione, però in entrambi i casi l'oggetto dell'attività della pubblica amministrazione, quindi anche l'obiettivo della pubblica amministrazione è quello di fare in modo di intervenire nel settore dell'attività imprenditoriale, nel settore dell'attività di lavoro, garantendo proprio questi due profili, sicurezza e efficienza dell'attività. L'intervento, cioè il convegno di oggi è anche importante proprio per questo, perché è un momento nel quale si pensano questi aspetti, si riflette su questi aspetti, si danno anche in qualche maniera delle idee, degli input per poter procedere in questa direzione. Auguro a tutti un ottimo lavoro e cedo la parola ovviamente a chi mi segue e ai relatori. Grazie. Grazie. E a questo punto, sempre per introdurre il tema di oggi, cedo la parola alla professoressa Anna Zilli, che è docente di diritto del lavoro presso l'Università di Udine, che presenta appunto questo frutto della ricerca sul lavoro pubblico. Grazie alla professoressa Brollo, grazie a tutte le relatrici, i relatori, gli amici, le amiche e i colleghi che hanno accettato di essere qui oggi per questo che è diventato ormai un nostro momento fisso nell'anno delle attività del laboratorio lavoro del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Udine. Quest'anno ci unisce anche un tema ulteriore che è rappresentato da quello che è davvero un volume, nel senso che oggi andiamo a presentare un libro che è un volume nel senso proprio, perché è davvero un libro imponente. Lo andrò a declinare sotto 3 profili. Il primo,
Il volume curato e coordinato da Alessandro Boscati, dedicato al lavoro pubblico dalla contrattualizzazione al governo Draghi, è davvero un'opera molto seguita, nel senso di un'opera accompagnata, davvero accudita, nel senso che il nostro curatore si è occupato davvero del volume. In che senso? Beh, non sta a me presentare il professor Boscati, lo abbiamo qui oggi come relatore, ma è ormai un amico ospite quasi fisso del nostro Ateneo, dove tiene prestigiose docenze in master e corsi di aggiornamento, volti anche all'aggiornamento delle competenze dei primari direttori di strutture ospedaliere complesse, ma il professor Boscati è anche ordinario di diritto del lavoro all'Università di Milano, è anche, e vado nel suo ricco curriculum, coordinatore scientifico di un corso di perfezionamento in materia di salute e sicurezza del lavoro, è anche componente di un comitato di indirizzo nelle materie di nostro interesse oggi, Health Administration, presso sempre l'Università degli Studi di Milano, ma soprattutto per quel che ci riguarda come lavoro pubblico è uno dei docenti della SNA e quindi è uno dei docenti della Scuola Nazionale dell'Amministrazione che davvero hanno il compito gravoso, importante, di formare l'alta dirigenza pubblica italiana sui temi che ci riguardano come lavoro pubblico, nel suo caso anche come diritto sindacale pubblico. Allora, questa opera curata, accompagnata e accudita è un volume importante di oltre 1000 pagine che si va a caratterizzare per un altro elemento, la coralità. Oggi per la prima volta mi sono davvero messa a contare quanti colleghi, di nuovo amici e amiche, siano intervenuti in questo volume. Siamo 40, dico siamo perché ho avuto l'onore di parteciparvi anche come autrice. 40 professori ordinari, associati, ricercatori, dottori di ricerca e dottorandi. E qui di nuovo il professore va ringraziato perché è stato generoso, riservando la parte a pochi ordinari di peso e aprendo le porte del diritto del lavoro pubblico a tante giovani, più o meno giovani, a tanti nuovi studiosi di questa materia. Questo mi consente di portare l'attenzione sul fatto che qui parliamo di diritto del lavoro pubblico, materia di cui si discute periodicamente la collocazione fra il diritto amministrativo e la nostra materia giuslavoristica e che quest'opera, questa curatela, attrae definitivamente nell'ambito del settore scientifico disciplinare a cui anche io mi onoro di appartenere. Il diritto del lavoro abbraccia le pubbliche amministrazioni con le logiche del diritto privato, ovviamente piegate alla specialità della pubblica amministrazione. Quella specialità che coltiviamo anche proprio sempre sulla scorta dei grandi e buoni rapporti che questo volume ha fatto nascere in una serie di seminari che hanno preso il via 2 settimane fa e che di nuovo una volta al mese, anche la settimana prossima, ci riporteranno sui temi del lavoro pubblico. È una serie seminariale che abbiamo chiamato CLIP, Conversazioni di lavoro e impiego pubblico, e che, qui devo dire, generosamente da parte di tutte e tutti i colleghi vengono offerti alla collettività anche attraverso il canale di Play Uniud, di cui la professoressa Marina Brollo è sempre regista, maestra e ispiratrice. Allora abbiamo detto, è un'opera coordinata, è un'opera corale, è un'opera complessa com'è la pubblica amministrazione, perché non si può dire che questa complessità sia risolvibile attraverso la banalizzazione. Affrontare la complessità non significa ridurla, ma significa consentire delle chiavi di accesso anche a chi non sia al momento un esperto della materia. E lo sforzo fatto in questo volume è unire la bella, la dottrina, con la bestia, che è la pratica, nello sforzo di superare quell'accusa che viene mossa ai teorici di essere poco attenti al dato reale,
ma anche evitando la spocchia del teorico che non vuole confrontarsi con la pratica. Confrontarsi con la pratica è sempre molto difficile e ha richiesto a tutti gli autori di questo volume un grande sforzo. Questa complessità viene declinata nelle tante parti di questo volume, che vanno dalle fonti al diritto sindacale, al rapporto di lavoro pubblico, io direi dalla culla alla tomba, e cioè dall'accesso, passando anche per quello flessibile e per quello agile e per quello di mobilità, sino alla analisi del rapporto, con tutte le peculiarità che molti conoscono in tema di orario, mansioni, ma anche di salute e sicurezza per quello che interessa a noi oggi, e su questo mi permetto di ricordare soltanto le parti assegnate rispettivamente ai professori Casale e Malzani che stanno anche seguendo questo seminario oggi. Allora, altro tema di complessità rispetto a cui questo volume non si nasconde è l'attenzione a quegli argomenti che nei libri classici sul lavoro pubblico non vengono toccati mai, e guarda caso questi argomenti sono stati affrontati proprio nel laboratorio lavoro, con l'importantissimo capitolo sul welfare, che tema cruciale assegnato alla professoressa Filì dell'Università di Udine, e al capitolo sulla prevenzione e repressione della corruzione assegnato, e di questo di nuovo mi onoro, a me. Chiude il volume un'ampia parte sulla dirigenza, che è, diciamolo, per chi è avvezzo alla materia, davvero la grande dimostrazione di competenza del professor Boscati nei suoi anni di ricerca. E allora vado a chiudere questa presentazione per un libro che merita di essere tenuto sulle scrivanie dei pratici e dei teorici, ma anche merita di essere un libro per chi si vuole formare al lavoro pubblico, non che era, ma che verrà. Perché di questo dobbiamo anche renderci conto: questo non è un libro sulla storia del pubblico impiego. Alla contrattualizzazione e alle sue linee sono affidate poche magistrali pagine, sempre del nostro curatore, ma è sulla PA che c'è e soprattutto sulla PA che ci sarà che il volume si concentra. Io credo sia un ottimo testo su cui prepararsi per la stagione concorsuale che ci aspetta rispetto al piano nazionale di ripresa e resilienza. Lo dico da autrice ovviamente interessata al massimo successo del volume, ma lo dico soprattutto da studiosa. Lo ritrovo sulle scrivanie di molti colleghi e il loro apprezzamento mi rende felice ed orgogliosa. Ringrazio e buoni lavori a tutti. Grazie alla professoressa Zilli, e faccio vedere soltanto il malloppo, non so se si riesce a vedere bene. Non riesco a inquadrarlo. Comunque è un malloppone che se vi arriva in testa è meglio schivarlo. E passo la parola con grande piacere al collega e amico professor Alessandro Boscati, professore ordinario di diritto del lavoro nell'Università degli Studi Milano Statale, e con l'occasione mi complimento anche per il suo nuovo ingresso nel consiglio direttivo della mia associazione, l'AILAS. Il tema sul quale interverrà è quello del nodo vaccini nella e oltre l'emergenza. Alessandro, la parola. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Innanzitutto grazie per l'invito, che è molto gradito. Grazie alla professoressa Zilli per la presentazione del volume, dove io ho l'onore di curarlo, ma l'onere è stato in larga parte suo, diciamo. Cioè, insomma, da una parte sta la fortuna dell'età, che permette di prendersi meriti anche di altri. Il tema di oggi è un tema sicuramente molto bello, affascinante, e io mi concentrerò sul tema vaccini con una estensione anche al tema Green Pass. Spero di non avere una DASPO da Teams dopo quello che dirò, però insomma perché qualche osservazione in chiave costruttiva verrà fatta. Però partendo dal dipinto iniziale del magnifico rettore,
a quelle che sono state alcune suggestioni. Due cose mi sento di dire fuori tema. Il Presidente Zanin indicava quello che è uno dei problemi fondamentali, cioè il tema della fuga dalle responsabilità. Questo è un tema che si lega all'altro tema che indicava la professor D'Orlando della discrezionalità. Sono due elementi, voglio dire, che devono essere visti insieme, perché i due aspetti portano purtroppo, o talvolta, a configurare la discrezionalità come arbitrarietà nel pubblico. E quindi questo è un elemento da salvaguardare e che porta tutta la tematica che era emersa nella fase pre-pandemica, attenuata nella fase pandemica, dell'amministrazione difensiva, che è un altro elemento che va nella direzione della fuga dalla responsabilità, cioè l'impegno che noi dobbiamo prendere su questo, devo dire, c'è sinergia tra noi giuslavoristi e gli amministrativisti nel dire, insomma, che la discrezionalità va posta al centro, non è necessariamente un elemento negativo. Questo è un tema di riflessione e colgo. E poi è vero, c'è il problema sicuramente delle retribuzioni nel settore pubblico che per i non dirigenti non sono adeguate, dopodiché diciamo che sotto questo profilo il decreto 80 demandando al contratto nazionale che è la definizione di nuova area intermedia, diciamo così, tra dirigenza e non dirigenza, forse in qualche misura cercherà di risolvere questo tema. Non lo so, credo che un modello ci sia già, sia quello dell'università, delle elevate professionalità, cioè il delta economico comunque rimane. E poi l'altra questione, il tema del lavoro sicuro. Io quando nel corso istituzionale di diritto del lavoro ai miei studenti del secondo anno inizio a spiegare così diritto del lavoro, dico che cioè, il lavoratore ha un diritto a lavorare in un ambiente sicuro e quindi sotto questo profilo in qualche misura potrebbe rientrare anche nella causa del contratto. Detto questo e andando a bomba sul tema che mi è stato assegnato, la pubblica amministrazione tra prevenzione e repressione, il nodo vaccini nella e oltre l'emergenza. Qui l'emergenza, che cos'è l'emergenza? No, perché la prima domanda che un giurista dovrebbe porsi è questa, cioè l'emergenza quando finisce, perché ormai mi pare che siamo di fronte ad un'emergenza che non è più un'emergenza ma è costante, e questo per dire molto semplicemente che occorrerebbe indicare quello che è un parametro per definire quando questo stato di emergenza in qualche misura termini. Dopodiché sotto questo aspetto sicuramente nessuno vuole porre dei paletti o sindacare, però un elemento di fondo è che dire, non può essere lasciata all'idea di quell'altro ministro indicare quanto o quando ci sia o non ci sia l'emergenza. Questo è l'elemento di fondo. Sul piano normativo questo già segnalato credo che debba essere definito. Dopodiché sicuramente sul tema c'è una connessione evidente tra individuale e collettivo, che c'è in materia di sicurezza e c'è in materia di vaccini in particolare, ma soprattutto ci sono due elementi di fondo che devono essere considerati, che sono già emersi in larga misura. Il primo aspetto è l'idea di prevenzione e repressione, perché al di là di quello che da molti si dica, la lancetta è spostata verso la repressione o verso l'esercimento, cioè sulla prevenzione in realtà non si riesce, forse più che non si vuole, a fare i passi che dovrebbero essere fatti. Con la pubblica amministrazione è vero che ha un doppio ruolo, di garantire una sicurezza all'interno per quanto riguarda i dipendenti e governare all'esterno, nei confronti degli utenti, che le misure in materia di sicurezza vengano rispettate. Questo è un grande, è un grande tema che pone al centro tutti gli attori, nessuno escluso. E poi c'è l'altra questione del datore di lavoro pubblico. Io non parlo perché chi mi seguirà avrà questo tema, mi permetto semplicemente di porre questa questione a livello di sistema, che noi abbiamo un decreto 81 che definisce chi è il dirigente datore di lavoro pubblico a fine di sicurezza, che deve essere coniugato con un obbligo per tutti i dirigenti in quanto datori di lavoro di applicare il 2087. È un aspetto che anche in dottrina non è stato affrontato adeguatamente, perché è vero che c'è una figura, dopodiché ci può essere un policentrismo dei centri di imputazione di responsabilità, questo dipende dalle amministrazioni, ma questo elemento di coniugare 81 e 2087 in relazione al pubblico e fatte salve le tante discipline speciali che ci sono è un altro aspetto che noi in dottrina per primi dovremo sicuramente approfondire in misura maggiore.
Su questo scenario si innesta il tema vaccini, così a livello meramente ricognitivo. All'inizio, in origine, non c'erano i vaccini e quindi cosa si era strutturato? Si era strutturata la definizione di protocolli condivisi tra le parti sociali che non esaurivano, a mio modo di vedere, l'obbligo di sicurezza, che implicavano, a mio modo di vedere, anche una revisione del documento di valutazione dei rischi. Mi pare una cosa abbastanza, come dire, evidente. A un certo punto, fine 2020, inizio 2021, iniziano a essere approvati i primi vaccini. E qua in dottrina qualcuno anche di molto autorevole e di molto vicino fisicamente al luogo in cui mi trovo adesso ha desunto un obbligo vaccinale sulla base di quelli che sono i principi generali, sulla base del 2087, sulla base dell'81, sulla base dell'obbligo contrattuale. Ora, sotto questo aspetto, io credo che dalle norme generali non si possa desumere un obbligo vaccinale. Non si possa desumere un obbligo vaccinale perché il vaccino è un trattamento sanitario e, come tutti i trattamenti sanitari, richiede una specifica disposizione normativa. Il 32 lo dice in maniera espressa, perché parla di un determinato trattamento, e quindi determinato trattamento presuppone una determinata previsione normativa. Quindi l'obbligo vaccinale non può essere desunto da quelli che sono i principi generali, serve un provvedimento specifico, il che, attenzione, non escludeva il fatto della non applicabilità del decreto 81, segnatamente tutte le tematiche inerenti al ruolo del medico competente, tutte le azioni che potevano e dovevano essere fatte. Tralascio qui, per grazia di tutti, tutte le problematiche che non rilevanti connesse alle questioni privacy e alle posizioni che ha assunto il garante, perché forse diciamo una maggiore facilitazione nella gestione di certi dati non sarebbe stata malvagia, soprattutto laddove lo stesso soggetto non ha alcuna difficoltà a esprimere pubblicamente quella che è la propria posizione. Ma anche su questo, voglio dire, non voglio addentrarmi in ragionamenti che sembrerebbero sicuramente sterili polemiche, ma mi sembra che se un mio dipendente mi dice sono vaccinato, io mi devo tappare le orecchie, non lo posso sapere. Mi sembra, perdonatemi, il paradosso è una follia, ma però mi chiudo qui perché anche le querele le vorrei evitare. Però voglio dire, questo è un tema che secondo me andava ragionato un po' di più. Strutturiamo un po' sul piano giuridico, è un dato sanitario, libertà di circolazione, insomma anche sotto questo profilo magari qualcosa di più di un breve comunicato poi implementato, ma in misura, insomma, sarebbe stato opportuno. Dicevo, arriviamo poi al decreto 44, obbligo vaccinale per alcune categorie, un procedimento articolato, una tempistica molto stringente. Non sto ad entrare nel tecnico perché i tempi non me lo consentono, il tecnico di ricostruire quelle che sono le varie norme. Sicuramente c'era un elemento, c'era una differenziazione nell'ambito dello stesso ambiente di lavoro tra personale che si doveva vaccinare e personale che non si doveva vaccinare, in relazione a una finalità di interesse generale che già portava a curvare il sistema più verso la salute pubblica che non verso il rischio di impresa. E quindi sotto questo profilo anche il tema di quale norme noi andiamo concretamente ad applicare. E quindi nello stesso luogo sostanzialmente convivevano vaccinati e non vaccinati, con un tema di esclusione dall'obbligo vaccinale per coloro i quali la vaccinazione sarebbe stata in qualche misura pericolosa. E qua anticipo una cosa che andrò a dire più avanti. Io non capisco oggi 6 novembre, 5 novembre, perché siano esenti dall'obbligo tamponale, passatemi coloro i quali sono esenti dall'obbligo vaccinale. Nel senso che mi pare che il fatto che mi possa vaccinare che non sindaco non può voler dire che io non mi possa tamponare. Cose già dette anche in audizione parlamentare, e facciamo un'esenzione dal tampone, ma non un'esenzione dal vaccino. Ma comunque questo per dire le disarmonie a livello di sistema. Chi erano i soggetti? Erano gli esercenti, le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, secondo quello che definivano anche gli albi regionali.
e qua vedremo, riprenderò, c'è un problema di possibili difformità a livello nazionale. Dopodiché viene stabilito l'obbligo di certificazione verde per quanto riguarda la fruizione di alcuni servizi, ristoranti all'interno, musei, teatri, con la disarmonia diventata da tutti: io, utente, mi devo vaccinare, chi lavora non deve essere vaccinato. E qui, voglio dire, tutto il dibattito circa il diverso trattamento. Il tempo scorre molto rapidamente, arriviamo con l'affermazione dell'obbligo vaccinale per i docenti universitari e delle scuole normali dell'obbligo e superiori, con esclusione ancora una volta per quelli i quali non si possono vaccinare e per i quali non sono neppure tenuti alla certificazione verde. Quindi in buona sostanza noi arriviamo che il 1° settembre noi docenti universitari, ma come tutti i docenti delle scuole, o siamo vaccinati o abbiamo l'attestazione di essere guariti entro da meno di 6 mesi, oppure dobbiamo presentare questo tampone, cioè dobbiamo presentare questa certificazione verde. Se la presentiamo, cosa succede? Assenza giustificata dal primo giorno e dopo 5 giorni sospensione. Attenzione, questo è importante perché questo oggi è ancora così ed è diverso da quello che invece è previsto dal decreto 127, vedremo se in sede di conversione verrà modificato, per cui laddove viene esteso l'obbligo di certificazione verde nei confronti di tutti i lavoratori privati e pubblici, si prevede che cosa nel testo definitivo, cambiato qualche ora prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale? Che il mancato possesso del certificato verde comporti l'assenza giustificata dal primo giorno, non la sospensione, tranne le aziende con meno di 15 dipendenti per le quali vige un regime particolare, eccetera, eccetera. E quindi noi che cosa abbiamo? Abbiamo una sorta di convivenza di due sistemi diversi nell'ambito del pubblico. Tra questi due passaggi va poi ricordato un terzo, che la legge di conversione del decreto 111, quello che riguardava i docenti universitari, introduce l'obbligo vaccinale per coloro i quali lavorano presso strutture residenziali per anziani, semplifico. Ma se noi guardiamo l'ambito oggettivo di questa applicazione di obbligo, è ridotta rispetto all'ambito oggettivo dell'obbligo vaccinale 44, cioè le strutture sanitarie non mi pare che sia così chiaro che sono ricomprese in questo ambito. Quindi diciamo che ad essere buoni c'è una stratificazione normativa che richiederebbe quantomeno una razionalizzazione e semplificazione. Esemplificando al massimo, nel settore pubblico noi cosa abbiamo oggi? Abbiamo sanità con decreto 44, passatemi là la semplificazione. Abbiamo scuola e università con il 111 convertito, assenza giustificata, sospensione dopo 5 giorni. Abbiamo le altre pubbliche amministrazioni, dove assenza giustificata dal primo giorno e così fino a quando io non entro in possesso della certificazione verde, vaccinandomi o tamponandomi, insomma, in qualsiasi modo sia. Detto questo, quindi ricostruito quello che è lo stato normativo dell'arte, qualche riflessione di tipo più tecnico. E il tema che si pone è vaccini e Green Pass come forme di prevenzione, perché questo è il tema. Primo aspetto, il virus si può trasmettere sul luogo di lavoro. Domanda, risposta, si può trasmettere sul luogo di lavoro. È un rischio universale. È un rischio universale perché può originare da vaccinati e non vaccinati, lasciamo stare le percentuali, ma c'è un tema di rischio, c'è. Poi ovviamente è esplicito, io sono pro vaccini, no? Perché potrebbe sembrare dal mio discorso che io la pensi diversamente. Può originare da vaccinati e non vaccinati, può colpire vaccinati e non vaccinati, con effetti diversi, ma per esempio in questo periodo dei social media che così velocemente vanno, qualche dato più strutturato non sarebbe male, è una logica di convenzione anche dell'opinione pubblica. Ma quello che io ho appena detto, cioè il virus si può trasmettere sul luogo di lavoro,
è un rischio universale che può originare da vaccinati e non vaccinati, può colpire vaccinati e non vaccinati, cosa comporta? Comporta che si possa realizzare un danno a seguito del contagio sul posto di lavoro. E il fatto che si realizzi questa situazione cosa configura? Configura un rischio in senso tecnico. E il fatto che si configuri un rischio in senso tecnico obbliga il datore di lavoro ad adottare tutti gli strumenti di prevenzione possibili, funzionali alla eliminazione o riduzione di questo rischio. Credo che sotto questo profilo il dato sia un dato inequivoco. Una volta che noi abbiamo accertato il rischio, e il rischio è quello rischio da contagio, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo identificato e indicato il contenuto, dobbiamo identificare e indicare anche quelle che sono le misure da adottare. E misure da adottare secondo quello che è il loro ordine di priorità, sulla base di quello che è un sistema di prevenzione che prevede, così anche qui mi scuso per la semplificazione, una prevenzione primaria, una prevenzione secondaria e una prevenzione residuale. Primaria cosa vuol dire? Eliminazione dell'agente biologico dal luogo di lavoro. Si dice, se fosse l'utilizzazione di una sostanza, si direbbe preparati diversi che siano privi di rischio o lo siano di meno, e questo è un altro aspetto che fa da collante con quella che è la prevenzione secondaria, perché si dice prevenzione secondaria laddove non sia tecnologicamente possibile eliminare il rischio, perché non si può prescindere da quello strumento, nel caso specifico perché non si può prescindere dalla prestazione lavorativa e dal fatto che una persona sia contagiata o sia contagiabile, il datore deve adottare tutti gli strumenti utili per evitare la dispersione, vuol dire sostanzialmente per bloccare all'origine quelli che sono i fattori di rischio. Dopodiché, terzo passaggio, abbiamo la prevenzione residuale, nel caso di sostanza restituibile e qualora non esistano strumenti che assicurino la non propagazione nell'ambiente. Ora, in questo sistema primario, secondario, residuale, il vaccino come si colloca? Beh, credo che se non si colloca tra le misure di prevenzione primaria, sicuramente si colloca tra le misure di sicurezza secondaria. Secondo me quelle primarie, perché se noi prendiamo l'articolo 15 dell'81, nella parte in cui si parla di riduzione del rischio, beh, il vaccino questo, almeno stando alla scienza medica, lo garantisce. Se così è, noi dovremmo dire, beh, c'è un obbligo datoriale di obbligare i dipendenti a vaccinarsi. Per quello che ho detto prima, questo obbligo non ci può essere perché? Perché il vaccino è un trattamento sanitario e in quanto trattamento sanitario rientra nella previsione del 32, ma un trattamento sanitario a ben vedere anche il tampone, perché se è vero che la Corte Costituzionale ci parla di ogni attività diagnostica o terapeutica che incide su una persona, il tampone, voglio dire, incide sulla persona, perché soprattutto il molecolare, ma anche quello salivare, quello molecolare sicuramente. Allora, partendo da quelli che sono questi, come dire, presupposti, andiamo con ordine. Ci deve essere, lo dicevo anche prima, una legge. Ci deve essere una legge che imponga l'obbligo vaccinale. Una legge che c'è per il vaccino e che c'è anche per la certificazione verde e che, e questo secondo me è uno dei punti importanti, è misura di tutela della salute pubblica e non solo e non tanto tutela della sicurezza del lavoro. Cioè sicuramente anche quello, ma c'è un elemento di tutela di salute pubblica che ha un ruolo centrale. Una legge, e qua veniamo ai primi dolori, che si deve basare su regole scientifiche.
o su leggi scientifiche. Qua credo che noi giuristi abbiamo l'elemento di grandissima difficoltà, perché il giurista, il legislatore, non può che basarsi su quelle che sono regole certe. Io non ho ancora capito se ci siano delle regole scientifiche certe o non certe. Io mi sono fatto un'idea, ovviamente in senso positivo, ma diciamo che c'è una confusione disordinata, volutamente confusione disordinata, non sono, come dire, perché probabilmente su questo sì, bisognava in qualche modo convogliare le informazioni. Sicuramente si è scontato anche il fatto che questa fase pandemica o questa situazione particolare è stata la prima in un sistema di social network spinti al massimo, dove dopo un secondo il mio pensiero, vuol dire, divulgato pubblicamente. Questo ovviamente non ha aiutato. Su cui, in questo caso, forse una posizione ufficiale, e lo dico con garbo, che andasse oltre al mero elenco di quanti contagiati ci sono regione per regione, ma chiedesse atto di quelli che sono i risultati scientifici, sarebbe stata forse più opportuno. Una legge che può imporre un obbligo o una mera raccomandazione. Questo è un altro punto. La Corte Costituzionale, l'ultima sentenza, la 5 del 2018, la relatrice Cartabia, ci dice che cosa? Ci ricorda che cosa? Che obbligo e raccomandazione è frutto di una differente concezione tra autorità e libertà. E ci dice che dipende dal contesto, dipende dalla valutazione del pericolo per la salute pubblica. Quindi la Corte ci dice può essere o una legge o può essere una semplice raccomandazione in un processo che deve essere un processo di flessibilità. Cos'è di flessibilità? Un processo che dovrebbe avere come step la persuasione, l'obbligo e il monitoraggio. Questo è quello che ci dice la Corte Costituzionale, questo anche per capire, insomma, per cercare di portare un po' a sistema tutto quello che ogni giorno sentiamo. Sulla scorta di un principio di proporzionalità. Quindi la legge deve perseguire, che sia raccomandazione o obbligo, deve perseguire uno scopo legittimo, deve sussistere un nesso causale costi-benefici, e ovviamente qua ci può essere un limite di discrezionalità, ma dei dati. L'obbligo deve essere esplicitato come strumento più idoneo rispetto alla raccomandazione. E allora, se noi analizziamo quella che è l'esperienza italiana, potremmo dire che l'obbligo del 44 è stato introdotto perché quel settore richiedeva una presa di posizione forte, perché quella che era la moral suasion non aveva avuto alcuna o scarsa presa. La certificazione verde sarebbe dovuta essere, a questo ci torno, una raccomandazione. Mi pare una raccomandazione molto forte, una raccomandazione che mi prende a braccetto e mi porta dove vuole, che ci sta, però voglio dire, le cose vanno esplicitate nel loro essere. Poi c'è un altro aspetto su cui si è fatta tantissima polemica senza probabilmente aver letto un quarto di sentenze della Corte, c'è il tema dell'indennizzo. Allora, sotto questo profilo, che sia molto poco, e questo può essere il tema, ma sull'ambito dell'indennizzo, la Corte Costituzionale è chiara. L'indennizzo c'è sia nel caso di obbligo, sia nel caso di raccomandazione. Qua il problema non è tanto del fatto di aver diritto all'indennizzo se io dimostro il danno. Il problema è dimostrare il nesso causale tra un certo comportamento e l'evento. Dopodiché l'altra questione è la questione del quantum, ma voglio dire, sul quantum probabilmente anche su questo, e forse più su questo, qualche indicazione non sarebbe anche in questo caso inopportuna. Se noi analizziamo
il decreto 44, alla luce di quello che ho detto fino adesso, io credo che il decreto 44 sia perfettamente legittimo sul piano costituzionale, cioè non ci siano questioni di illegittimità, perché rispetta tutti quelli che sono i parametri previsti dalla Corte Costituzionale. Rimangono 3 punti di riflessione. I 3 punti di riflessione sono il rinvio all'albo regionale, l'ho detto prima, e qua perché può creare difformità. Rimane una non piena simmetria, nel 44, tra gli esterni e anche gli interni, non operatori del sanitario, che operano in strutture ospedaliere, semplifico, e in strutture residenziali, perché in un caso c'è l'obbligo residenziale, nell'altro no. C'è il tema, che dicevo poc'anzi, della mancata previsione dell'indennizzo, ma sotto questo profilo io credo che già oggi, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata alle norme, un giudice dovrebbe dire se è in senso causale tu hai diritto al risarcimento. Dopodiché il problema sarà non all'indennizzo, dopodiché sarà un problema di definire dei parametri. Per essere bocciato diritto privato, sovrapponevo l'esercimento dell'indennizzo. Insomma, non sono stato il solo, qualcuno di più autorevole l'ha fatta del licenziamento, quindi posso, come dire. Detto questo, che cosa voglio dire? Che c'è qualche punto di debolezza, ma come dire, altamente governabile. Poi c'è la certificazione verde. Io qua sono sinceramente molto più perplesso, ma non molto più perplesso perché io credo molto francamente che questo è un tema di politica del diritto, che occorra vaccinarsi e che il Green Pass vada rilasciato a chi si vaccina o chi è guarito. Tutto il resto è musica, ok? Tutto il resto è musica perché cerco di spiegarlo. Credo che sia a tutti noto, e questa è una cosa, mi vergogno quasi a dirlo per la banalità, che il Green Pass sia stato uno strumento che ha dato risultati fuori dalle attese per spingere a vaccinarsi. Questo credo che sia oltremodo evidente. E credo che probabilmente una posizione diretta a favore dell'obbligo vaccinale sarebbe stata molto più ragionevole. Qua si tratta però di rispettare i parametri di proporzionalità, oltre ad alcune, come dire, resistenze a livello interno e politico, non soltanto da parte di chi apparentemente lo è. Secondo aspetto, c'è un problema di incoerenze tra settore e pubblica amministrazione, come dicevo prima, cioè tra università e il resto del mondo. Ma perché nel nostro caso dopo 5 giorni sei sospeso, negli altri casi la sospensione non c'è? C'è un tema organizzativo, c'è un tema di sostituire l'assente. C'è un terzo tema che secondo me è quello più spinoso, io credo l'ho scritto anche, che l'equiparare il tampone alla vaccinazione ai fini della certificazione verde ponga un problema di legittimità costituzionale ai sensi della violazione del secondo comma del 3, uguaglianza sostanziale. E lo semplifico in maniera più banale. Io mi posso permettere di tamponarmi ogni 48 ore, 72 ore, se adesso facciamo molecolare, e continuo a lavorare. Io non posso permettermi questo, mi vaccino, perché altrimenti non lavoro e non mangio. Ho semplificato forse un po' troppo. Questo secondo me è un elemento da non, e quindi a questo punto mi chiedo ancora che non capisco le ragioni per le quali chi non si può vaccinare non si possa neppure tamponare. Iniziamo a riequilibrare un po' questo ulteriore elemento di ulteriore disuguaglianza. Ma più in generale mi sembra che cosa? Mi pare quello che dicevo anche prima, che la certificazione verde non sia inserita nel quadro di una disciplina rigorosamente in materia di sicurezza sul lavoro. La certificazione è prevista a prescindere dal rischio e quindi è un tema di salute pubblica, non è un tema di rischio di impresa. E tornando al titolo, tutti noi, tutti voi sappiamo che si può parlare di prevenzione se c'è un rischio.
allora questo sposta un po', come dire, il focus e apre un tema su cui non entro, sul lavoro da remoto, che è un altro bellissimo tema, dove forse è mancato un po' di cultura organizzativa e dove forse però a cena non riescono a non farlo, l'amministrazione riesce ad essere un po' autoreferenziale, perché per, come dire, tutelare i dipendenti pubblici non si tutela l'utenza, ma non è, sì, c'è un tema di contatto, ma mio padre, se non avesse avuto mia madre, a distanza, come dire, era ancora lì fermo che non sapeva fare niente, ok? Con un tema poi di banda larga diffusa e quant'altro. Insomma, questo è un altro aspetto dove non ci deve essere un'eterogenesi di fini. E credo che, e l'ho anche scritto, che se obbligo vaccinale debba essere, che obbligo vaccinale sia, credo che, come dire, sia il punto per le scorciatoie o per le soluzioni, insomma, sia che sicuramente, e con questo condivido al 100% il mio maestro Franco Carinci, è finito il tempo delle polemiche, è il tempo del lavoro, ma per lavorare in maniera costruttiva bisogna fare che cosa? Bisogna parlare e spiegare il perché delle scelte, e credo che in questa logica i comportamenti denigratori nei confronti di coloro i quali io probabilmente rientrerò tra 2 minuti in questa categoria, e esprimo alcune considerazioni un po' così critiche rispetto a quello che è uno strumento, non rispetto a un'esigenza, rispetto a uno strumento, vada nel nuovo girone degli degli anti-certificatori. Non so, sceglietelo voi il nome non mi permetto di... certamente credo che il binomio debba essere persuasione e dati scientifici, perché altrimenti, diversamente, richiamando la favola di Fedro, io tra il cane e il lupo credo che preferirò essere il lupo. Grazie. Un grande applauso al professor Boscati per averci reso questo quadro così chiaro e per aver parlato in modo molto esplicito, anche dando le proprie opinioni e quindi stimolando un dibattito su questi punti. Dibattito che ovviamente è molto sensibile sul territorio, non solo perché siamo la regione col caso Trieste, ma anche perché chi legge la stampa locale lo sa, siamo anche la regione in cui c'è il noto caso Petrillo, che non riguardava il vaccino anti-Covid, ma che comunque rientra sempre nella questione dell'obbligo vaccinale. Ecco, a questo punto con piacere segnalo che abbiamo in linea anche il sottosegretario di Stato alla Giustizia Sisto, ma che si coinvolto dai lavori del nostro convegno, rimane in ascolto e quindi porterà i suoi saluti soltanto al termine delle 3 relazioni. Quindi dopo il professor Boscati, come da programma, cedo la parola al dottor Paolo Alessio Verni, presidente della sezione penale del Tribunale di Udine, che affronta da penalista, mentre il professor Boscati ha parlato da lavorista. Ecco, Verni da penalista affronta il tema della responsabilità e quindi indirettamente anche del ruolo dei dirigenti, e parlando di una responsabilità molto pesante, che è quella penale, che è ovviamente una spada di Damocle sulla testa dei dirigenti, che spesso è l'unica responsabilità che subiscono, a volte, come dimostra un altro caso regionale, anche per colpe non proprio del dirigente. Quindi è con grande piacere che cedo la parola al dottor Alessio Verni. Grazie, buongiorno a tutti. Intanto mi auguro che si senta tutto in maniera chiara, ecco, questa è la premessa indispensabile. Detto ciò, ovviamente per accelerare i tempi, immensi ringraziamenti all'organizzazione per l'occasione di parlare in generale di un tema così, e poi anche in relazione proprio al legame personale ed affettivo, posso dirlo, col collega Giuseppe, lo chiamo Giuseppe, del quale ovviamente ho un ricordo vivissimo. Detto ciò, proprio per accelerare un pochettino i tempi della discussione, il tema che mi è stato assegnato in realtà inizialmente aveva una connotazione più tecnica, perché io, come è stato già detto, ovviamente mi occupo soltanto di
diritto penale, degli aspetti penali. Avevo proposto un argomento un momentino più tecnico, proprio partendo da una casistica che è stata accennata anche dalla professoressa Brollo, recente, poi è stato, come dire, ampliato, comunque in ogni caso abbellito correttamente, reso più interessante, ecco, perché normalmente i temi nostri sono assolutamente monotoni e monotematici, con appunto l'accenno a garanzia, controllo e protezione nella pubblica amministrazione e in particolare al dirigente. Quindi praticamente il processo è stato inverso, nel senso che da un argomento specifico che avevo ben in mente, in realtà poi c'è stato un input più generale e mi sono domandato come inquadrare, nell'ambito delle mie modeste competenze, questo tema al discorso così proposto. In realtà questi tre termini, ecco, su questo mi sono confrontato e ho detto che avevo promesso che l'avrei fatto, e l'ho fatto anche con i miei collaboratori Bette e Rossi, che spero siano in ascolto, giovani, proprio per vedere anche come un giovane che si accinge a, diciamo, a tutto questo tipo di problematiche vede le cose, che non è scontato. Detto ciò, questi tre termini, garanzia, controllo e protezione, nell'ambito del PA, in realtà hanno una circolarità, perché se vogliamo, protezione è il risultato finale e il target al quale, diciamo, mira tutto il datore di lavoro e la pubblica amministrazione. Protezione si svolge attraverso il controllo, quindi risaliamo, no, il controllo dell'adempimento di tutte quelle che sono le varie cautele obbligatorie per legge e non. In realtà garanzia è il concetto giuridico, è il collante a monte che in realtà sovrasta, e poi vedremo un po', secondo me, soverchia anche un pochettino tutto. Quindi è interessante come una cosa nata così senza una precisa prefinalità ha in effetti, dopo ragionandoci, una sua logica molto interessante e circolare, perché comunque lo si veda da garanzia, controllo, protezione, c'è un passaggio, quindi da obbligo giuridico, garanzia o concetto giuridico, controllo, attività concreta che concretizza la garanzia, risultato protezione, poi è possibile anche risalire nella catena come i salmoni, al contrario, controllo, cioè protezione, controllo, garanzia. Detto ciò, e su questo spunto, un'altra difficoltà concreta per questo tipo di situazione è quella della diversità e diversificazione della platea degli ascoltatori, no? Perché è chiaro che se io parlassi esclusivamente a, come dire, operatori del diritto, che siano magistrati, colleghi, avvocati, delle aule giudiziarie, un'impostazione anche per schemi o per comunicazione riassuntiva sarebbe ovviamente magari apprezzata in maniera maggiore. Un colloquio con operatori delle pubbliche amministrazioni, quindi dirigenti o studiosi del diritto, professori o utenti o futuri fruitori del sistema giustizia, come mi pare di capire, insomma, dottori o neodottori o studenti universitari, chiaramente impone altri tipi di comunicazione. Per cui, come dire, mi sono proposto di, molto immodestamente, e chiaramente non ci riuscirò, di fare un discorso per il quale vorrei cercare di soddisfare o insoddisfare tutti, cioè a ognuna delle varie categorie di ascoltatori un qualcosina di messaggio del mio discorso generale potrà essere, diciamo, più apprezzato del resto, non privilegiando l'una o l'altra. Detto ciò, ripeto sempre molto velocemente, il tema della sicurezza generalmente viene affrontato prima di tutto, insomma, con quello che è parlo in sede penale, chiaramente, quello che è il dettame del testo unico sulla sicurezza del posto di lavoro, quindi il decreto 81/2008, ed è su quello che si ragiona. Come vedrete alla fine, nelle conclusioni, non sono pienamente d'accordo su questo, anche se questo decreto indubbiamente svolge un ruolo fondamentale, se vogliamo, anche nell'interpretazione di quello che è tutto il sistema giuslavoristico penalistico, perché, ripeto, qua parlo con operatori del diritto e operatori pubblici e privati, datori di lavoro, studenti e studiosi, ma ciò di cui sto trattando è una nicchia nell'ambito del lavoro, del diritto del lavoro civilistico, il diritto penale del lavoro, che a sua volta è una sottocategoria molto specifica, e questo è un po' un limite. Anche se in realtà poi, alla fin fine, si è accennato già all'attività amministrativa difensiva, eccetera, eccetera,
lo spauracchio, è stato così definito, ma in realtà è così, dell'aula di giustizia e della responsabilità penale è quello che purtroppo condiziona un po' tutta la nostra logica attuale della pubblica amministrazione, ma non solo. Cioè, purtroppo c'è una tendenza, e ovviamente ci sono delle ragioni valide anche, che non è che nulla nasce dal caso, per la quale tendenzialmente la prima finalità, il primo obiettivo è quello di proteggersi da eventuali responsabilità e principalmente da quelle penali. Ecco, questo è il grave. Pubblica amministrazione, si è detto. Ecco, la peculiarità del testo unico sulla sicurezza del lavoro è che, vado ovviamente per riassunto, però ci sono una serie di norme molto precise sulla individuazione del datore di lavoro in generale, per quanto riguarda la sicurezza, privatistico, ma con specifiche, diciamo così, code e puntualizzazioni per quanto attiene la pubblica amministrazione. Questa è già una novità. Perché? Perché significa che evidentemente ci si è resi conto che parlare di datore di lavoro e poi dire se la vede il giudice, il magistrato, perché noi alla fine siamo i collettori di quella che è l'interpretazione concreta poi delle norme, era troppo generico. Quindi si è voluto dire: guarda che io penso al datore di lavoro, ma non penso solo al privato, penso anche a te, pubblica amministrazione. E questo è importante. Concetto numero 2, si sono dati dei contenuti specifici al responsabile datore di lavoro, in generale, dicendo non basta che tu sei datore di lavoro perché firmi, ammesso che lo faccia la pubblica amministrazione, un contratto di lavoro, ok? Quindi datore di lavoro, formalmente, se tu mi assumi, sei datore di lavoro. In realtà c'è già questa dicotomia dove da un lato c'è il datore di lavoro, tra virgolette, civilistico, in senso lato generale, per altro verso c'è il datore di lavoro sotto il profilo di responsabilità lavoristica. E questo è qualcosa che può essere assolutamente distinto e disgiunto da quello che è il datore di lavoro ordinario. In più, come vi dico, c'è l'accenno alle pubbliche amministrazioni. Perché? Perché non dimentichiamo che sono interessante perché abbiamo anche appunto sentito interventi, c'è anche rappresentante delle associazioni industriali, insomma, interventi che riguardano proprio il datore di lavoro in senso lato. Non dimentichiamo che il datore di lavoro, come dire, nell'impresa artigiana o nella piccola impresa o nel piccolo imprenditore individuale è facilmente individuabile perché c'è solo lui è al massimo un dipendente. Quindi passiamo da situazioni di estrema semplificazione nel privato a situazioni assolutamente complesse come possono essere anche nel privato aziende, società di capitali, società con sedi operative diverse, eccetera, eccetera, e via dicendo. Qual è secondo me la caratteristica? È che in realtà mentre nel privato tendenzialmente abbiamo una diversificazione che va da 1 a 100, quindi da ipotesi semplicissime di individuazione del datore di lavoro ai fini lavoristici, tipico impresa individuale con un dipendente o 2, a situazioni complessissime nel privato, nel pubblico tendenzialmente tutto è complesso. Perché nel pubblico non esiste nessuna forma di individuazione del datore di lavoro semplice. E vi potrei fare 1000 esempi, ovviamente non abbiamo il tempo e la possibilità e io non ne ho gli strumenti, chiaramente, però dovete pensare che, come dire, pubblica amministrazione è un universo, perché ogni ente ha la sua struttura, 1, 2, attenzione, che in materia di lavoro, siccome tendenzialmente si lavora ovviamente in un ambiente di lavoro, a volte vi è una disgiunzione totale tra la proprietà del luogo di lavoro e la gestione delle attività lavorative in quel luogo. Quindi questo per accennare che pubblica amministrazione è complessissima nell'individuazione del datore di lavoro perché ha delle gerarchie ben precise, ben tracciate e diversificate da ente a ente. La cosa si rende più complessa perché a volte un soggetto può lavorare in un luogo di lavoro che non è di proprietà del suo, tra virgolette, datore di lavoro, nel senso come amministrazione di appartenenza. La cosa si rende ancora più complessa perché altre volte abbiamo anche casi in cui
come dire, pur appartenendo io a un'amministrazione, facciamo un esempio, un piccolo ufficio decentrato, non so, sul territorio, non faccio degli esempi, diverso dalla sede centrale, magari consiste in un appartamento affittato a sua volta da un altro soggetto con un funzionario e 2 o 3 dipendenti. Faccio un esempio, un piccolo ufficio postale dove certamente come dire, andare a individuare il datore di lavoro è ancora più complesso, perché chiaramente a tutti gli effetti quel singolo ufficio postale non ha una sua autonomia di fatto completa. Per ovviare a ciò, quindi, il testo unico, diciamo, sia nel privato che nel pubblico, diciamo che cosa fa? Cerca di, il messaggio è, tu per essere datore di lavoro, dal punto di vista lavoristico, devi essere non solo quello che gestisce il lavoro, diciamo così, sinteticamente, brutalmente, in quel posto, ma anche colui che può intervenire, quindi ha il potere di spesa famoso, che viene più volte ribadito, e di intervento per eliminare gli eventuali pericoli per la salute e il benessere del lavoratore. Ecco, questo, se è facile a parole, in concreto poi diventa assolutamente difficile, e lo potete già immaginare. Detto ciò, se questa è la posizione teorica, che poi non è facilmente attuabile, del legislatore, che diciamo dà queste indicazioni per il datore di lavoro in sé, privato e pubblico, poi diciamo prevede che ci possano essere delle regole per il pubblico specifiche, dicendo che, insomma, vado per riassunto, non necessariamente vi è solo il datore, ma anche un funzionario che abbia queste particolari competenze in quella determinata struttura. Però non dimentichiamo che dopo tutto ciò viene a sua volta scolorito con delle previsioni specifiche che sono sui compiti di vigilanza, 1, sulla delega e su comunque la responsabilità sussidiaria, se vogliamo, del datore di lavoro. Vado sempre per sintesi, nel senso che è facile dire il datore di lavoro risponde solo chi ha potere gestionale di spesa, punto. Poi si dice, se tu non prevedi, non individui un datore di lavoro che abbia queste competenze in amministrazione, la responsabilità è del vertice. Ma è anche vero che parallelamente ci sono una serie di previsioni normative che dicono che comunque il potere di vigilanza, con tutte le responsabilità in caso di inattivazione, sintetizzo, di questa vigilanza, permane su chi è a monte, 1. 2, c'è una norma che dice che comunque, a prescindere dalle nomenclature o definizioni, chi ha di fatto questi poteri in realtà risponde ugualmente. 3, è prevista una disciplina specifica della delega che è possibile, ma che non esclude il dovere di vigilanza e la responsabilità per culpa in vigilando di chi dà e affida la delega. Quindi anche in caso di affidamento di delega legittima, che deve essere comunque scritta, comunque accettata, comunque comprensiva dei poteri di spesa e di controllo, comunque resta una responsabilità di vigilanza in capo a chi delega. Piccola parentesi, il concetto di delega è diverso dall'individuazione del datore di lavoro, nel senso che io, pubblica amministrazione, posso, tra virgolette, con atto di amministrazione o di alta amministrazione mia, individuare un datore di lavoro con queste caratteristiche, potere di gestione, di amministrazione e di spese di intervento. In quel caso là io individuo il responsabile, si discuterà della mia responsabilità per vigilanza. Se non lo faccio, rispondo comunque, perché si dice norma di chiusura, se tu non individui nessuno, a quel punto lì ne risponde il vertice amministrativo, ma è cosa diversa dalla delega, che invece implica che si è individuato un datore, il quale a sua volta poi delega un'altra persona, che non può tra l'altro delegare a sua volta altri. Quindi questo per dirvi in sintesi che, quindi passiamo al passaggio successivo, il testo unico del 2008 indubbiamente ha il pregio di porsi un problema, devo individuare in maniera concreta un datore di lavoro dando dei parametri. 1. Ha il pregio di porsi un problema, attenzione che nella pubblica amministrazione le cose sono complesse, per cui prevedo anche qualcosina in più, poi anche lì sono evolute discussioni di vario genere. Ha il limite, se vogliamo il pregio, ma anche il limite che si pone il problema, sì, ma in concreto se
tutto ciò non funziona sufficientemente, permane un obbligo di vigilanza, una responsabilità sussidiaria comunque in capo a qualcuno, uno. E due, se io comunque ho, diciamo così, non ho formalizzato una posizione come tu, testo unico, teoricamente mi imponi, risponde qualcuno lo stesso a titolo di esercizio, se vogliamo, di fatto delle stesse funzioni? E a queste domande, questi dubbi, il testo unico ha dato delle risposte, perché ha previsto una responsabilità per vigilanza e ha previsto, come dire, una valutazione di fatto di quello che è la situazione del dirigente o del datore di lavoro, a prescindere dalle varie provvedimenti o atti amministrativi adottati. Questo è il testo unico del 2008, ma facciamo un passettino avanti e al tempo stesso do anche un'occhiata all'orologio. Perché? Perché in realtà, secondo me, molto modestissimamente, come dire, si sopravvaluta un po' qual è come dire, la portata penalistica del testo unico delle norme in tema di sicurezza del lavoro. Perché? Perché se andate ad osservare tutti i potenziali reati legati a violazione della normativa che poi si articola, no, in diversi capi sulla tutela del benessere e della salute sul posto di lavoro, e in realtà sono contravvenzioni, cioè le contravvenzioni imputate al datore di lavoro, pubblico o privato, sono contravvenzioni, quindi insomma ovviamente non c'è bisogno che lo dica, punite o esclusivamente con ammenda o arresto. Non solo, sono quasi tutte sanzioni alternative, quindi arresto, ammenda o soltanto pena pecuniaria. Ci sono poi le sanzioni amministrative che non sono reati, e soprattutto è previsto un regime specifico e particolare di estinzione del reato, eventualmente solo pena detentiva, arresto, con una sanzione pecuniaria equivalente, una sorta, diciamo, di obbligazione con delle caratteristiche particolari, oppure, ovvero, estinzione del reato per adempimento delle prescrizioni, pagamento delle sanzioni. Detto in soldoni, il timore concreto del datore di lavoro, sinceramente, per la responsabilità penale ex DL 81 del 2008, secondo me, da quello che vedo anche nella giudiziaria, è praticamente prossimo allo zero, nel senso che può essere un incidente di percorso che statisticamente si verifica. Cioè, io dico, se io fossi imprenditore per 30 anni, l'incidentino della condannina per una contravvenzione del testo unico sulle norme sul lavoro, voglio dire, è un incidente di percorso del tutto, come dire, ragionevole, oso dire, appunto, se di querele aveva parlato il dottor Boscatti, parlo anch'io di querele, cioè nel senso che, voglio dire, è come l'eccesso di velocità da autovelox che uno comunemente accetta come rischio, insomma, cioè non è quello il problema, almeno non mi sembra che sia quello, anche perché poi nella stragrandissima maggioranza dei casi vi è l'estinzione amministrativa, perché anch'io sono datore di lavoro, a quel punto lì il pagamento della sanzione viene corrisposto dalla società o dall'ente di riferimento, l'adempimento della prescrizione è scontato, a quel punto le conseguenze penali a livello di aule giudiziarie dibattimentali sono molto poche. Per cui veniamo al dunque. Qual è il vero timore? Qual è lo spunto al quale guardare veramente, e lì sì con un timore maggiore? Non è la violazione del testo unico delle norme sulla sicurezza del lavoro, che in realtà, tornando al titolo, sono finalizzate a quella protezione famosa che è il risultato finale della speranza legislatore. Si è detto anche in altri interventi precedenti che in realtà, come dire, la dottoressa Danieli ha detto giustamente, la soluzione dei problemi non è nell'aumentare il carico penale o individuare nuove responsabilità penali, quanto con una questione di collettiva di responsabilità e di valutazione generale, prevenire le situazioni. È verissimo, anche se, questo è un altro accenno, nel nostro ordinamento la soluzione invece è esattamente il contrario, cioè si risolvono i problemi prevedendo ipotesi di reato specifiche o aggravanti, come se non ce ne fossero, qua chiudo, come se non ce ne fossero già abbastanza nel nostro ordinamento di situazioni del genere. Detto ciò, quindi, qual è il vero problema? È quello a cui volevo invitarvi a riflettere, che in realtà il vero problema sono le norme comunissime
del codice penale sempre verde in tema di lesioni personali e omicidio colposo. Perché mentre le violazioni del testo unico sicurezza del lavoro sono reati propri, qua vedo un po' più sul tecnico, per cui magari, insomma, chiedo scusa a chi magari non è, come dire, avvezzo a queste terminologie, però diciamo, mentre quelli sono reati propri, tendenzialmente, il datore di lavoro, il dirigente è punito con, eccetera, quindi devo prima individuare chi è che cosa e poi eventualmente solo lui è punito a quel titolo. Attenzione che lesioni colpose e quindi insomma gli infortuni sul lavoro, tra virgolette, sono o lesioni o omicidio colposo, no? Ma sono reati comuni, quindi la norma dice chiunque, non il datore di lavoro, e questo è già un problema, per cui se noi riflettiamo su questo, andare a discutere in 1000 sedi su cosa è il datore, chi è il datore di lavoro ex 8108 nell'amministrazione pubblica, poi si scioglie, oserei dire come un ghiacciaio ai giorni d'oggi, di fronte alla riflessione che lesioni personali e omicidio colposo sono reati comuni, quindi chiunque. Quindi il giudice quando va a giudicare, a dire sei responsabile o no, non è che deve dire sei datore di lavoro ex 8108 eccetera, ma chiunque. E quindi, come per il chiunque, cosa deve andare a valutare? Nesso causale e colpa, ma come tradizionalmente in ogni situazione. Sempre, insomma, non avendo a che fare, diciamo, esclusivamente con una platea di tecnici, ricordo che il concetto di nesso causale nel reato omissivo, perché in questo caso qua noi andremo a discutere di lesioni o omicidio colposo in ambito lavorativo verificatosi per l'omessa adozione, qua mi collego anche col tema dei vaccini, eccetera, eccetera, omessa adozione di una condotta evidentemente doverosa per legge o per valutazioni generali. Ok? Il tema del nesso causale nel reato omissivo è un tema di una complessità ovviamente enorme, perché chiaramente bisogna dire che l'evento non si sarebbe verificato se io avessi adottato una certa cautela. Okay? Sulla questione si sono sviluppate 1500 argomenti e teorie. Resta il fatto che a monte dobbiamo valutare il dovere, cioè perché ammesso che riusciamo a provare ovviamente un nesso causale del genere, ci sono altri due elementi che dobbiamo provare. Il dovere, perché è un reato omissivo, di prevenire comunque la realizzazione dell'evento e poi la colpa. Il problema qual è? Che nell'individuazione del dovere di prevenire l'evento viene in luogo che cosa? Non tanto la disciplina dell'8108, quanto l'assunzione della posizione di garanzia. Posizione di garanzia che per giurisprudenza consolidata non è più legata a una carica specifica o una posizione specifica nell'amministrazione. Della serie non è che io devo avere un provvedimento che mi dice cosa devo fare e basta, e se c'è ne rispondo, se non c'è ne risponde qualcun altro. No, attenzione, perché lì l'estensione del concetto è stata sempre che c'è un obbligo che può essere anche extracontrattuale, contrattuale e anche di fatto, anche assunto volontariamente di fatto da un soggetto, per cui se malauguratamente non rientra tra i miei compiti, faccio un esempio, fare un qualcosa o proteggere qualcuno da un qualcosa, però di fatto io, per mia ingenuità, buona fede, disponibilità d'animo, mi inserisco in questa catena di protezione del bene giuridico, rischio di essere ritenuto responsabile. Perché purtroppo questo è vero, ma vi prego anche di capire un po' quali sono le esigenze sociali, perché veramente sono viste su piani contrapposti. È vero che alla fine io ho letto un sacco di giurisprudenza in questo periodo qua, perché questi convegni sono stimoli per poi andare a cercare di riflettere sulle cose. In realtà c'è, è implicito, un po' una tendenza, quando si arriva in sede dibattimentale di giudizio, una tendenza a trovare comunque la responsabilità di qualcuno, che poi non è un trovarla comunque, ma andare ad esasperare determinati concetti che magari vengono sottovalutati proprio perché ex post, purtroppo, si è verificato un incidente. Cioè quello che è, il messaggio è quello che è assolutamente indifferente nel 99,9% dei casi, purtroppo diventa rilevantissimo e lì ci sono, da parte nostra, in sede giuridica, 1500 interventi, disquisizioni, elaborazioni, diventa rilevantissimo nel momento in cui si verifica un qualcosa.
E la domanda generale comune è: ma chi ne deve rispondere? E non è facile dire non ne deve rispondere nessuno, perché in realtà nessuno è tenuto a prevenirlo. Il sistema è fatto in maniera tale, ripeto, soprattutto con l'applicazione di queste norme generali, è fatto in maniera tale per cui alla fine l'individuazione esula da un'analisi strettamente tecnico-giuridica e provvedimentale, o meglio da molti spazi di valutazione libera. E tra questo vi segnalo che c'è un altro problema, quindi non solo appunto il concetto del chiunque, quindi di reato non proprio ma comune, ma ad esempio in tema di lesioni, omicidio colposo, altro spunto che do, attenzione che la legge prescrive la violazione delle norme sul lavoro e sull'antinfortunistica come aggravante. Cioè è un reato comune a io potrei essere ritenuto responsabile sul lavoro di lesioni colpose, di omicidio colpose, attenzione, anche senza aver violato nessuna normativa lavoristica. Perché le norme sull'omicidio e le lesioni sono norme comuni, in presenza di altri requisiti che non vi sto a dire. Il fatto che si verifichi l'evento e io l'abbia comunque commesso per omissione, che è un problema, con violazione delle norme, attenzione, perché nel nostro lavoro, come dire, purtroppo le parole poi sono macigni, la norma non dice neanche se sono compiuti dal datore di lavoro con violazione delle norme, eccetera, eccetera. Dice la violazione delle norme in tema di lavoro e di infortuni sul lavoro. Quindi l'aggravante comune è applicabile teoricamente a chiunque viola quella norma, non solo il datore, e quindi andiamo ad estendere questo campo anche a eventuali violazioni del singolo compagno di lavoro, mettiamo, no? Il gruista che lavora con un altro gruista, dico per dire, eccetera, eccetera, quindi un'altra tematica che esula dal datore. Ma altro aspetto che vi faccio, diciamo, notare, che la norma, tra virgolette in questo caso qua, lo prevede in caso di violazione, ma il concetto di violazione nel diritto non significa necessariamente reato, ma qualsiasi violazione. Quindi anche norme che sono punite solo con sanzione amministrativa o addirittura, faccio un'esasperazione, anche non sanzionate con nulla, se la norma prevede un qualcosa e tu la violi, cioè non fai quello che è scritto nella norma, a prescindere dalla sanzione avrai una violazione del testo unico sul lavoro o la sicurezza del lavoro. Quindi potenzialmente renderebbe applicabile un aggravante a un reato comune, omissivo, improprio. Vabbè, queste sono valutazioni tecniche, diciamo, per gli addetti ai lavori. Quindi vengo a chiudere perché il tempo ovviamente è minimo e stringe. Io dico, attenzione che, riassumendo, vi è un'attenzione del legislatore nella definizione del datore di lavoro anche in ambito pubblico. Il datore di lavoro non necessariamente coincide con il datore di lavoro con la D maiuscola, come dire, l'imprenditore, tra virgolette, ecco. C'è una notevole difficoltà in concreto nell'ambito pubblico. Il tutto viene svilito e comunque diluito col concetto della vigilanza che comunque permane a carico comunque dell'amministratore di vertice. Il tutto viene diluito con il concetto di gestione di fatto che comunque prescinde da una qualificazione specifica. Ma poi tutto ciò, ripeto, ci deve far riflettere sul fatto che, anche se apparentemente ci concentriamo sulla violazione della normativa specifica, in realtà i macigni che pesano sono quelli del codice civile comune, che necessariamente nel bene o nel male sono generici nella previsione e poi analitici nell'applicazione e nell'elaborazione giurisprudenziale. Non dimentichiamo, e lo faccio come ultimo accenno, anche perché di questo so veramente poco, che l'altro macigno o gli altri macigni che veramente pesano invece sull'imprenditore e sul datore di lavoro, anche pubblico, sono quelli della responsabilità civile, a sua volta fondata con regole addirittura molto più pesanti, perché si parla di presunzione in tanti casi, no? Relative, assolute, eccetera, eccetera, e altro aspetto significativo, la responsabilità dell'ente, che questa è un'altra tematica che richiederebbe a sua volta fiumi di discussioni di parole, ma c'è anche un altro aspetto che è la sanzione dell'ente per un'omessa, diciamo, come dire, predisposizione di strumenti di prevenzione dell'infortunio. Quindi, diciamo,
questo è il quadro generale, quindi dico attenzione, non soltanto DL 81, ma purtroppo anche codice penale 589, 590, articolo 40 reato omissivo, articolo 43 colpa e, per dare la ciliegina finale, articolo 113 codice penale che è cooperazione colposa. Adesso ripeto, sempre per magari dare una parola, diciamo, un concetto diffuso a tutti coloro che ci ascoltano. Il concetto di cooperazione colposa è che nei reati colposi, propri, impropri, commissivi, omissivi, eccetera, è prevista la responsabilità potenziale anche di più soggetti. Quindi anche di più soggetti, quindi cooperazione colposa, i quali non concorrono tra di loro, nel senso che si mettono d'accordo, volgarizzo il concetto, per fare un qualcosa, ma è sufficiente che ognuno sappia che su quell'argomento interviene anche un altro, dopodiché la cooperazione si realizza e se c'è un aspetto di responsabilità tua ne rispondi comunque. Quindi diciamo, sono temi complessi dove, torno un po' alle osservazioni fatte all'inizio dai relatori, e purtroppo io capisco che c'è l'esigenza di certezza e l'esigenza di chiarezza, che è un obiettivo umano, ovviamente condivisibilissimo, ma nell'applicazione pratica poi del sistema normativo e delle responsabilità non vi sono, o meglio, molto spesso non vi sono risposte univoche. Primo perché i casi sono diversissimi l'uno dall'altro, secondo perché i riferimenti sono anche estremamente labili e interpretativi e complessi. Per cui, e chiudo, sfogliando io stesso la giurisprudenza in tema di responsabilità del lavoro, non vorrei concludere in maniera, come dire, pessimistica, ma insomma realistica, in realtà trovi tutto e il contrario di tutto, purtroppo, nel senso che si va da decisioni in apparenza, poi non ho avuto modo tempo di esaminare tutto, estremamente rigorose nel senso di limitare la responsabilità dei soggetti precisi nella stessa amministrazione di riferimento, ad altre che invece in qualche modo comunque, ripeto, utilizzando quel grimaldello della vigilanza, della responsabilità, del controllo, eccetera, eccetera, estendono un pochettino il tutto anche al di là dell'ambito strettamente, diciamo, dirigenziale. Quindi, diciamo, le conclusioni sono che, diciamo, non è facile dare delle risposte certe e non è neanche possibile. Mi rendo conto che non sarà una risposta soddisfacente alle esigenze di tutti, però diciamo, è connesso purtroppo, questo lo dico per esperienza, al concetto di giudizio, di processo e di valutazione umana, insomma, delle varie situazioni. Sono andato anche più lungo di quello che dovevo, chiudo e ringrazio molto rapidamente. Grazie. Grazie al dottor Alessio Verni per averci regalato questa brillante lezione di realismo giuridico, molto preziosa per i nostri studenti, quindi ci ha fatto vedere l'andata e il ritorno tra i concetti di garanzia, controllo e protezione. A questo punto chiudiamo il percorso che abbiamo immaginato, chiudiamo con le nuove sfide, con la nuova frontiera, cioè cerchiamo di cogliere una transizione che è in atto ed è la transizione, diciamo così, di quello che abbiamo parlato finora, cioè del mero obbligo di tutela della salute, della sicurezza, passando invece alla tutela proprio di un concetto ancora più ampio e definito, quello del benessere organizzativo nel lavoro. E quindi è con grande piacere che cedo la parola all'avvocata Giulia Pividori del Foro di Udine, che ci parlerà appunto del benessere nei luoghi di lavoro da principio generale a diritto. Prego Giulia. Buongiorno. Ringrazio la professoressa Marina Brollo per la grande opportunità di essere qui oggi e anche l'amica e collega professoressa Zilli che mi ha dato questa possibilità, mi ha coinvolta in questa giornata di studi. Il tema che mi è stato assegnato mi ha dato la possibilità di approfondire una tematica nuova e che effettivamente potrebbe portare anche a dei grandi risvolti pratici. Anche se su questo aspetto tanti rimangono i dubbi e gli interrogativi da fugare e da approfondire.
Parlare di benessere sul luogo di lavoro nell'ambito di un ragionamento sulla sicurezza significa cambiare proprio prospettiva di approccio al tema. Significa passare dall'idea che la tutela della salute del lavoratore debba avvenire appunto a valle, quindi con un'attività soprattutto di repressione, ad un'idea invece che mira a riportare la figura del lavoratore al centro di quella che deve essere proprio l'idea del datore di lavoro nel momento stesso in cui organizza la propria attività aziendale, perché il lavoratore è una risorsa per il datore di lavoro. L'attenzione quindi si sposta, diciamo, dalla gestione del personale allo sviluppo della prestazione e del potenziale del lavoratore, che deve essere valorizzato proprio perché in questa maniera può contribuire anche alla crescita della stessa attività del datore di lavoro. Parlando di benessere dobbiamo ancorarci a dei riferimenti normativi. Il primo e più importante è forse quello della definizione che il legislatore dà di salute. Nell'articolo 2 del decreto legislativo che è stato oggi più volte citato, che è l'81 del 2008, troviamo una definizione che già di per sé ci deve, diciamo, un po' illuminare il percorso, il ragionamento e il cammino, perché la salute non è considerata come quello stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non deve consistere soltanto in un'assenza di malattia o di infermità, e questo certe volte è dimenticato, perché noi facilmente, diciamo, percepiamo che c'è un problema quando un lavoratore accusa una patologia che sia in qualche maniera medicalmente accertabile. Facciamo più fatica a incasellare la problematica nel momento in cui questo malstare, questo malessere non è ancora così grave da essere sfociato in una patologia o in una malattia riconosciuta. Quindi interessante anche soffermarsi un attimo su questa definizione, che è quella che era poi stata data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché il concetto di salute viene declinato in tre diciamo, aspetti. C'è quindi il benessere fisico, c'è quello mentale, che diciamo sono quelli più conosciuti, ma c'è anche una dimensione sociale del lavoratore che deve essere evidentemente considerata, perché se il legislatore ha ritenuto di inserire questa precisazione nella definizione del concetto, significa che noi dobbiamo ricordarci che esiste. Qual è la dimensione sociale del lavoratore all'interno di un'azienda o della pubblica amministrazione, come vedremo dopo, dove ci sono delle indicazioni ancora più precise? È il porsi la sua diciamo, sensazione in rapporto con i colleghi, in rapporto con i suoi superiori, il poter prestare la propria attività in un contesto in cui viene valorizzato, in cui si apprezzano le sue competenze, in cui ci sono anche gli stimoli per poter migliorare e crescere. Tanto è vero che il nostro legislatore punta l'attenzione e diciamo, ha a cuore anche l'aspetto psicologico del lavoratore, che nell'articolo 28 del stesso decreto legislativo 81-2008 viene precisato che nel documento di valutazione dei rischi che tutti i datori di lavoro, quindi sia privati ma anche pubblici, devono adottare, il datore di lavoro deve prendere in considerazione tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro correlato. E questo è molto importante perché è un altro diciamo, elemento che ci deve spingere ad avere il coraggio di tutelare la salute del lavoratore anche nelle sedi poi, come vedremo al termine di questo intervento, giudiziarie, e sollevando e cercando una risposta a questo tipo di problematiche.
Perché ci si può chiedere si è giunti, diciamo, a questo cambio di prospettiva e a questa previsione esplicita di una necessità di tutela anche dell'aspetto psicologico? Perché sicuramente da un lato c'è la necessità di diciamo, seguire quelli che sono i dettami della legislazione comunitaria, quindi sicuramente tutti questi interventi normativi, diciamo, possono aver avuto impulso dalle direttive che sono adottate in ambito europeo. Parlo della direttiva 89/391 o dell'accordo europeo sullo stress lavoro correlato del 2004. Ma oltre a questo c'è probabilmente, e in particolare nella pubblica amministrazione questo è evidente, c'è la presa di consapevolezza che esiste una convergenza di interessi tra quelli del lavoratore e quelli del datore di lavoro. Perché è evidente, ed è anche stato, diciamo, scientificamente dimostrato dagli studi di psicologia del lavoro che sono stati condotti su questo tema, che un lavoratore complessivamente soddisfatto, che riesce a inserirsi in un contesto lavorativo, relazionale che gli dà soddisfazione e che diciamo, ne valorizza le capacità, migliora i propri risultati, riduce l'assenteismo, per cui la qualità del lavoro e quindi il benessere organizzativo rappresentano in realtà proprio una strategia di successo per l'impresa, ed è questa l'ottica che dovrebbe muovere tutti i datori di lavoro, sia pubblici che privati, per appunto rimettere la figura del lavoratore al centro della loro costruzione, dell'organizzazione aziendale. In questo intervento ci focalizziamo maggiormente sul rapporto di lavoro nel pubblico impiego, perché è nel pubblico impiego che il legislatore rende manifesta questa convergenza di interessi, e la rende manifesta con un primo intervento che risale addirittura al 2004, quando nella direttiva della funzione pubblica del 24 marzo il Ministero, il Dipartimento della funzione pubblica lo esprime chiaramente già nelle premesse di questo testo, dove si dice che il Dipartimento della funzione pubblica intende sostenere le capacità delle amministrazioni pubbliche di attivarsi, oltre che per raggiungere obiettivi di efficacia e produttività, anche per realizzare e mantenere il benessere fisico e psicologico delle persone. Per cui benessere organizzativo diventa funzionale al buon andamento della pubblica amministrazione. Quindi lo sviluppo e l'efficienza delle amministrazioni vengono perseguite anche attraverso la garanzia di un clima organizzativo che stimoli la creatività, l'apprendimento e un contesto, diciamo, lavorativo che possa portare tutto il gruppo dei lavoratori a partecipare dello stesso obiettivo. Questa direttiva è particolarmente interessante perché costruisce tutto un percorso, un processo che dovrebbe essere attuato dalle pubbliche amministrazioni per individuare, diciamo, quelli che possono essere i fattori di rischio e trovare delle soluzioni o dei miglioramenti che possano essere attuati per appunto raggiungere questo obiettivo. Siamo nel 2004, ma in realtà questo tipo di approfondimento era partito già qualche anno prima, perché c'era stata una diciamo, collaborazione con il Dipartimento di Psicologia del Lavoro dell'Università La Sapienza di Roma, che aveva già avviato una serie di indagini nell'ambito degli enti pubblici per riuscire ad avere un termometro di quello che poteva essere il benessere dei lavoratori all'interno delle pubbliche amministrazioni. Ecco che allora nella direttiva, diciamo, si fa un po' il sunto di tutto questo, questi dati che sono stati raccolti, vengono elaborati e si riesce a identificare una serie di elementi ai quali l'amministrazione deve prestare attenzione. Quindi si dice ad esempio
Ci deve essere chiarezza nell'indicazione degli obiettivi da raggiungere, ci deve essere chiarezza nella distinzione dei ruoli all'interno dell'ufficio. Non ci deve essere caoticità, cioè io devo sapere, se sono un dipendente di questo servizio, devo sapere dove inizia e dove finisce la mia attività lavorativa. Ci deve essere anche una giustizia organizzativa, quindi un'equità di trattamento, che poi, come vedremo prima, è sicuramente un altro dei pilastri, diciamo, che sorreggono il benessere organizzativo. Ci deve essere anche un'attenzione ai livelli di stress del personale, e questi come possono essere anche, diciamo, controllati attraverso, ritorniamo a quello che abbiamo appena detto, un'equa distribuzione dei compiti, perché è evidente che se in un ufficio io carico di lavoro soltanto una persona perché questa mi dà più disponibilità, perché mi pare che sia più efficace, efficiente nello svolgimento delle sue mansioni, alla lunga questo comporterà probabilmente un aumento dello stress negativo e quindi, diciamo, che può anche sfociare in delle patologie, ma quello che noi vogliamo è fermarci prima e diciamo accorgercene in tempo ed evitare che questo possa succedere. Quindi come si può fare? Dal punto di vista organizzativo, nella direttiva vengono dati dei suggerimenti per cui le amministrazioni cercheranno di somministrare dei questionari in forma anonima, verranno registrati i dati, elaborati, e tutta questa raccolta di informazioni dovrebbe servire per riuscire a creare dei piani di miglioramento e quindi a modificare tutte quelle situazioni che possono diventare delle criticità. Le finalità di questo intervento sono molteplici, sembrano banali, ma in realtà sono di una importanza che dovrebbe spingerci a riflettere, perché le finalità perseguite e che vengono proprio codificate sono quelle di valorizzare le risorse umane, aumentare le motivazioni dei collaboratori, rendere lo stesso pubblica amministrazione un datore di lavoro che possa essere attrattivo per i talenti migliori sul mercato, diffondere la cultura della partecipazione, realizzare dei sistemi di comunicazione efficace e diciamo garantire anche un servizio migliore poi proprio all'utenza dell'ufficio pubblico. Per raggiungere tutti questi obiettivi il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva addirittura messo a disposizione un manuale operativo e anche diciamo dei software per cercare di far sì che questo concetto diciamo lasciasse il mondo dell'astratto per poter essere calato nella realtà concreta di ciascuna ente pubblico, grande o piccolo che fosse. Quindi, diciamo in parole povere, quando pensiamo al benessere organizzativo facciamo riferimento all'insieme di tutte quelle misure che possono essere messe in campo per migliorare la salute e la sicurezza dei prestatori in un determinato ambiente di lavoro. Ma c'è di più, perché nell'ambito della pubblica amministrazione non ci fermiamo soltanto a una direttiva che comunque aveva dato diciamo adito a tutta una serie di riflessioni sul posizionamento della direttiva all'interno delle fonti, che tipo di efficacia potesse avere, se effettivamente poteva comportare per il singolo un riconoscimento di una qualche forma di diritto oppure no, era una mera raccomandazione. Il legislatore va oltre perché nel 2010, con il collegato lavoro, modifica in maniera significativa 3 articoli del decreto legislativo 165 del 2001 e sono delle modifiche davvero interessanti. Innanzitutto parte dall'articolo 1, quindi la norma diciamo che indica quelle che sono le finalità del testo unico, ed è interessante che nel 2010 il legislatore introduca la lettera C, per cui
letto, diciamo che dopo il testo normativo ciascuno di voi lo riuscirà a reperire e quindi potrà fare una valutazione e una lettura autonoma con magari più calma, ma diciamo che la cosa interessante è l'aver legato anche in questo articolo l'efficacia e l'efficienza dell'attività della pubblica amministrazione con la garanzia delle pari opportunità dei lavoratori e la garanzia dell'eliminazione di ogni forma di violenza morale e psichica del prestatore d'opera. Ciò è ancora più evidente nell'articolo 7, che diventa l'oggetto principale della nostra riflessione odierna. Perché? L'articolo 7, il primo comma, viene completamente sostituito e accanto alla previsione della garanzia di parità e pari opportunità tra uomini e donne, l'assenza di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, il legislatore precisa che le pubbliche amministrazioni garantiscono un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno. Su questa norma mi sono molto interrogata perché inizialmente quando mi era stato proposto questo tema avevo pensato, interessante sicuramente, ma forse, come tante volte succede, questa è più una petizione di principio, un proclama che è fatto dal legislatore, piuttosto che uno strumento concreto per assicurare una qualche forma di tutela ulteriore al lavoratore. Alla fine invece dell'approfondimento sulla materia mi sono convinta che non sia così, perché la scelta stessa dell'uso del tempo, le pubbliche amministrazioni garantiscono, non dovrebbe nemmeno lasciare adito a molti dubbi, e del resto noi dobbiamo interpretare le norme nella maniera letterale e al fine di attribuirvi un significato, perché altrimenti non avrebbero molto senso. Per cui possiamo concludere forse il primo aspetto, che era anche l'argomento che abbiamo ritrovato nel titolo di questo intervento: da principio a diritto. Si può parlare di un diritto codificato al benessere organizzativo nel pubblico impiego? Direi che sì, che lo strumento c'è. Quindi le pubbliche amministrazioni devono garantire questo ambiente di lavoro improntato al benessere e ponendo l'attenzione, diciamo, appunto sull'aspetto anche psicologico e sociale, e lo devono fare perché esiste nel testo unico una norma che espressamente lo impone. È una norma che consente una tutela solo al singolo o alla collettività dei lavoratori? Entrambe, a mio avviso, anche perché con l'articolo 57, che era la terza disposizione normativa modificata dal collegato lavoro, cui accennavamo prima, si introduce un organismo nuovo all'interno delle amministrazioni, che è il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che dovrebbe riunire ed unificare le competenze in un unico organismo dei comitati per le pari opportunità e quelli paritetici sul fenomeno del mobbing, con dei compiti propositivi, consultivi e di verifica. È stato creato una specie di tavolo permanente di confronto tra rappresentanti dei lavoratori e rappresentanti dei datori di lavoro, perché questo comitato poi ha una composizione paritetica, che se ben utilizzato potrebbe rappresentare uno strumento davvero importante anche a livello sindacale e collettivo, per riuscire a trovare delle soluzioni in casi che a volte faticano ad essere inquadrati in una norma giuridica chiara che possa essere poi azionata davanti a un giudice del lavoro. Interessante anche notare che questa costituzione del Comitato Unico di Garanzia, il CUG, è un obbligo, non è una facoltà, e che la sua mancata costituzione comporta la responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del servizio. E come vedremo
È il dirigente ad avere un ruolo centrale nel controllo della verifica dell'effettività del benessere organizzativo all'interno del proprio servizio. Inizialmente era stato previsto un obbligo di eseguire annualmente tramite l'OIV un'indagine per rilevare il livello di benessere organizzativo sulla base di modelli che erano stati elaborati dall'ANAC, ma tale disposizione normativa è stata abrogata dal 2016 e quindi ci si potrebbe chiedere chi verifica a questo punto l'osservanza della disposizione. Una risposta la si potrebbe trovare nel regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici del 2013, dove espressamente viene individuato il dirigente come colui che deve curare il benessere organizzativo della struttura a cui è preposto. Questo significa che il dipendente che si trovi in una situazione di malstare, dove appunto il proprio ufficio è caratterizzato da queste realtà di cui si parlava prima, che purtroppo nella pratica spesso succedono, in cui c'è una caoticità che non consente di sapere bene dove comincia la mia attività e dove finisce l'attività del collega, o situazioni in cui anche c'è una confusione di ruoli, il lavoratore come prima battuta deve investire sicuramente della problematica al dirigente, che dovrebbe farsi portavoce di questa situazione di criticità e trovare una soluzione, o quantomeno coinvolgere tutte le parti interessate per vedere se è possibile arrivare ad una soluzione. L'aspetto positivo dell'aver codificato questo principio è sicuramente quello di aver spostato l'attenzione alla prevenzione. Come si diceva prima, bisogna ragionare a monte e quindi cercare di evitare che il lavoratore si faccia male, pesanti e faticose anche dal punto di vista relazionale, da portarlo a subire proprio delle patologie, a sviluppare delle patologie. L'aver allargato poi anche la, platea delle situazioni giuridicamente rilevanti, e questo non solo nel decreto legislativo 165 del 2001, ma già con questo ampliamento della nozione e della definizione del concetto di salute, consente forse anche di dare una tutela a tutte quelle situazioni in cui il disagio psichico che si era manifestato e si manifesta in una patologia che è anche medicalmente accertabile, per cui può essere effettivamente portata in giudizio per il ristoro dei danni, non riusciva ad essere convogliata in quelle figure del mobbing e dello straining che erano state elaborate dalla giurisprudenza, magari perché mancava l'elemento soggettivo, non c'era la volontà di nuocere a quel preciso lavoratore, e tutte queste situazioni non riuscivano a trovare effettivamente poi ristoro. Adesso invece sì, perché il bene tutelato è semplicemente il benessere del lavoratore sul luogo del lavoro. Quali possono essere i rimedi? Anche qui abbiamo discusso molto, perché se benessere sul luogo di lavoro è un diritto, allora il lavoratore dovrebbe poter agire in giudizio per chiedere il risarcimento, sicuramente, se la situazione di criticità e di malstare gli hanno creato un danno fisico o psichico. Ma certe volte il ristoro economico non è satisfattivo, no? del bene che è stato violato, perché in questo caso, e purtroppo di esempi pratici ne abbiamo sempre molti, ci sono delle situazioni in cui al lavoratore non interessa avere un risarcimento economico, al lavoratore non interessa avere le differenze retributive che gli spetterebbero in virtù del fatto di aver svolto per anni e anni mansioni che rientrano in una categoria diversa, quando nel pubblico impiego sappiamo bene che io non posso agire in giudizio per chiedere il riconoscimento giudiziale dell'appartenenza a una categoria superiore. E allora cosa succede in tutti questi casi? È ipotizzabile che
che un giudice possa incidere in maniera così significativa e adottare delle decisioni che impongano un facere alla pubblica amministrazione? Anche qui, inizialmente pensavo di no. E poi però mi sono detta, perché no? Abbiamo tutta una giurisprudenza ormai consolidata in materia di ragionevoli accomodamenti, ad esempio, e adesso nessuno metterebbe più in dubbio che un giudice possa fornire o convincere il datore di lavoro, sia pubblico che privato, ad adottare quelle misure necessarie per superare le disabilità. E allora perché non possiamo pensare che anche in questo campo il giudice non possa avere il potere e il dovere di dare giustizia al lavoratore e trovare lui stesso quella che è la soluzione che nel caso concreto sarà la migliore per garantire il benessere sul luogo di lavoro. E con questo chiudo il mio intervento lasciandoci con tanti interrogativi ma tanta voglia di sperimentare. Grazie all'avvocata Giulia Pividori per averci regalato questi brillanti bagliori di futuro. Ed è con vero piacere che ringrazio e che cedo la parola all'onorevole avvocato Francesco Paolo Sisto, sottosegretario di Stato alla Giustizia e grande amico dei temi della sicurezza con la competenza che gli è ben nota. Grazie. Grazie professoressa, sono ben lieto di aver avuto la possibilità di ascoltare queste interessantissime relazioni, con particolare attenzione quella del dottor Verny, con cui condivido la passione per la scienza del diritto penale, anzi per il sistema del diritto penale come lo chiamava Pietro Nuvolone, e ritenendo, come cito un altro illustre mio maestro personale, come diceva Renato Dell'Andro, nel diritto penale c'è la civiltà di un paese, quindi da questo punto di vista credo che la sicurezza sul lavoro costituisca un'importante cartina di tornasole per comprendere a quale livello di progresso, soprattutto nel momento in cui il diritto, ma non solo il diritto penale, è un diritto economico, cioè con un valore importante nel tessuto connettivo dell'economia, e le riforme del processo penale e civile lo attestano inequivocamente. La necessità di una riforma parte proprio dalla necessità di assicurare le risorse al nostro paese. Mai c'è stato un momento in cui diritto ed economia sono stati proprio, hanno viaggiato con tanta vicinanza di percorsi. Io dirò che quello che mi ha colpito in queste relazioni, quindi scusatemi se io trasformo un intervento di saluto, diciamo, abbastanza statico in un tentativo di commento più dinamico a quello che ho per fortuna ascoltato, direi che dal 547 del 55 abbiamo fatto grandi passi avanti, no? L'horror vacui del legislatore degli anni 50 che pensava di poter controllare dal bullone alla impalcatura, credo con quello che abbiamo ascoltato oggi abbia veramente poco a che spartire. Io penso che concetti come sicurezza partecipata, responsabilità diffusa, ripartizione di obblighi, sovrapposizione di posizioni di garanzia richiamano una realtà notevolmente mutata rispetto a quel quadro. E qui dobbiamo essere piuttosto chiari e piuttosto pragmatici, perché poi i problemi della sicurezza sul lavoro sono i problemi delle imprese, innanzitutto, i problemi dei lavoratori, innanzitutto, i problemi del legislatore, ma soprattutto i problemi della vita umana, perché la sicurezza sul lavoro, e questo è il mio personale pensiero, non si articola in una scelta sanzionatoria incisiva, perché non basta sanzionare per proteggere bisogna prevenire. Sembra un'espressione banale, ma la recente scelta del ministro Orlando di intensificare pesantemente controlli e sanzioni, con tutto il rispetto per il governo al quale appartengo, ma sapete, l'onestà culturale viene prima della politica, no? Se noi dimentichiamo questo essenziale presupposto, la politica diventa l'impegno del governo qualcosa di diverso da se stessi, e questa forma di dissociazione da sé io non la condivido. Quindi secondo me vi è comunque la necessità di intervenire sempre con strumenti preventivi per proteggere più di quanto possono gli strumenti sanzionatori.
Ma questo esige, come in tutte le terapie, una anamnesi estremamente accurata. Perché io credo che il rischio che la ripartizione degli obblighi possa comportare una sovrapposizione di posizioni di garanzia, soprattutto nella pubblica amministrazione, è evidente. Allora il chiarimento principale che io ritengo, e ho ascoltato bene il dottor Berni che ha ben sottolineato come il ruolo di, come posso dire, autore di reato proprio non possa valere per le fattispecie ordinarie di 590 e 589 in ordine sparso, ma qui il punto è proprio questo, cioè che nell'ambito di quei reati noi dobbiamo rivendicare invece un ruolo specifico proprio ai fini del nesso causale. Cioè se noi non individuiamo correttamente il soggetto legittimato a determinate condotte, non circoscriviamo l'area del fatto tipico da sicurezza sul lavoro, corriamo il rischio che il post hoc, propter hoc, diventi sostanzialmente una regola, direi, come posso dire, criptica o criptata, ma comunque sempre a rischio. Allora la individuazione proprio nella pubblica amministrazione dei ruoli per stabilire chi fa cosa, perché il chi fa cosa va sul nesso causale, ma anche sull'elemento psicologico, su questo non dirò mezza parola di più, a me sembra un passaggio fondamentale, soprattutto in questa sicurezza partecipata, e non dimentichiamo, l'ha detto bene l'ultima relatrice, che vi è la necessità anche di comprendere nella sicurezza il ruolo del lavoratore, perché qui c'è una grande carenza nel 2087, cioè un 2087 che ci impone una genericità di obblighi spesso atipici e spesso, diciamo così, non assistiti da prognosi postuma, ma ricavati a seconda di come va, a seconda dell'evento, quindi è l'evento che determina poi quello che è utile e non il contrario, quello che è utile o inutile a determinare l'evento. Nella teoria normale della causalità oggettivamente interpretata sotto il profilo del primo elemento del reato, qui il nostro sistema ha una grossa carenza. Vi è una insufficiente valutazione della condotta del lavoratore. Io questo lo dico con molta franchezza. Cioè non è possibile che anche a fronte di adempimenti che possono essere addirittura, come posso dire, caratterizzati da iperpiressia da adempimento, cioè tu puoi fare di tutto, ma se accade un infortunio il ruolo del lavoratore, salvo che non si tratti di quella giurisprudenza che tutti quanti conosciamo sull'abnormità, che poi significa sostanzialmente un infortunio diverso da un infortunio sul lavoro, perché questo è, dottor Verni, quando la giurisprudenza ci dice che ci vuole un comportamento abnorme, quel comportamento sostanzialmente non è più riconducibile ad un infortunio sul lavoro. Questo è, diciamo, il precipitato, come posso dire, pragmatico di quella giurisprudenza. Vuol dire allontanarsi dagli obblighi di chi doveva prestare sicurezza, cioè è una roba diversa. Allora io credo che un primo sforzo debba essere proprio in quella sicurezza partecipata, in quella circolarità a cui si è fatto correttissimamente cenno, recuperare quelle condotte che, nonostante gli adempimenti del datore di lavoro o di chi per lui, e qui ovviamente delega e incarico la dicono lunga su questi rapporti, recuperare anche un principio di corresponsabilità, ma in qualche modo liberatorio da parte del lavoratore. Perché se noi non recuperiamo, insomma, l'articolo 9 dello Statuto dei lavoratori, che per la prima volta diede ai lavoratori la possibilità di partecipare al team sicurezza, ecco, io credo che ha avuto delle profonde evoluzioni. Anche l'articolo 20 dell'81 ha un vagito di corresponsabilità. L'Europa ci indica anche questa possibilità, ma il quadro è sempre incompleto. È come se l'angolo destro del quadro della tela della sicurezza manchi di un personaggio, e a mio avviso va riletta, certo non senza penalizzare nessuno, ma in qualche modo la tutela della sicurezza passa anche attraverso la responsabilizzazione dei lavoratori. E allora, se questo è vero, e se fosse vero, c'è un tema che a me sta molto a cuore, ripeto, è quello della individuazione specifica dei ruoli all'interno della pubblica amministrazione, perché il diritto penale, che credo sia, oggi poi non ci occupiamo minimamente dei temi organizzativi, ma nel senso che non ce ne occupiamo per quanto riguarda il privato, ma parliamo di pubblica amministrazione,
e vede sostanzialmente la responsabilità, e mi corregga il dottor Verni, che assumo come mio interlocutore, diciamo, privilegiato dal punto di vista della condivisione delle esperienze. Il potere decisionale di spesa è quello che fa la differenza. Cioè il soggetto che ha potere decisionale spesa è il soggetto che in qualche modo diventa responsabile. E se questo è vero, i rapporti fra datore di lavoro, quindi dirigente, preposto, si faceva riferimento anche alle posizioni organizzative, richiamano il principio della separazione fra funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo e funzioni attinenti alla gestione amministrativa. E qui la complicanza, per esempio, un difetto di organizzazione nelle pubbliche amministrazioni, da questo punto di vista, è un pessimo viatico per individuare il soggetto che possa ritenersi responsabile di determinate condotte, soprattutto omissive, perché parliamoci chiaro, qui non è tanto la condotta diciamo attiva, è quella omissiva che fa la differenza. Avresti dovuto fare e non hai fatto in virtù di un obbligo giuridico. Ma se noi per esempio pensassimo ad una rete organizzativa con dei modelli che possano consentire alle pubbliche amministrazioni delle buone pratiche per cui si sa chi fa cosa e di che cosa risponde. A me questo sembrerebbe un passaggio preliminare per poter evitare anche, per esempio, tutta quella polemica sulla responsabilità dei sindaci per quel bambino che si era trovato le dita nella porta, ricordate un caso che ha avuto un grosso risalto mediatico. Ma io penso, certo, si può fare una norma che migliori sull'abuso d'ufficio, ma anche una delle pratiche più efficienti dal punto di vista del rapporto vertice, base, deleghe e ripartizione di incarichi in una pubblica amministrazione, a mio avviso, possono costituire un buon viatico per evitare delle responsabilità di posizione o comunque di distanza siderale fra il fatto e il soggetto. Quindi credo che da questo punto di vista l'81 ha comunque indicato una strada importante, cioè una distinzione fra una concezione formalistica, cito un lavoro recente di Irene Scordamaglia, un passaggio da una concezione formalistica della qualifica di datore di lavoro, incentrata sulla titolarità, ad una concezione sostanziale fondata sulla effettività dei poteri decisionali e di spesa attribuiti al soggetto investito della responsabilità. Ecco, io penso che questo passaggio e questa scelta dell'81 di evitare i formalismi e di privilegiare la sostanza dei poteri vada valorizzata sotto il profilo proprio della organizzazione della pubblica amministrazione. Allora, non mi resta che da questo punto di vista invitare quindi le pubbliche amministrazioni ad una migliore gestione di sé, ad una presa di coscienza che nella capacità di organizzarsi c'è la possibilità di individuare i soggetti responsabili ed evitare che, tant'è che l'81 lo dice con molta chiarezza, se io non ho indicato il soggetto che si occupa di quello per cui che ha causato l'infortunio, ne risponde il vertice. Cioè l'idea dell'81 è già scritta. Tu devi individuare correttamente il soggetto che fa cosa. Questo esclude, a mio avviso, se ben gestita, la possibilità di quei salmoni che risalgono la corrente e che in qualche modo portano il soggetto che è in posizione apicale a dover rispondere di un evento che invece è lontano da lui chilometri e chilometri. Allora credo che un'ultima considerazione vada fatta. E qui ovviamente mi rivolgo, faccio una sorta di autocritica, farò un'ultima considerazione sul Covid e basta, un'autocritica, la assoluta difficoltà di ravvisare nella giurisprudenza di merito, ma anche dalla quarta sezione, una vera nomofilachia coerente, cioè si va troppo al caso per caso, vi è una difficoltà di individuare delle linee guida che siano capaci di dare degli indirizzi anche agli operatori della quotidianità, e non basta il richiamo che ormai nel codice di rito è pesantissimo sulla rilevanza quasi normativa delle sentenze delle sezioni unite, perché in questa materia la volubilità delle condotte e degli eventi, ma soprattutto, e torno su un cavallo di battaglia di un tema che a me sta anche questo molto a cuore, sulla eccessiva larghezza
e perentorietà del 2087, che ancora oggi, a distanza di tanti anni, è la norma guida, una norma del codice civile che guida il giudice penale, in cui l'obbligo è tenuto, cioè non c'è scampo, con degli indici che a mio avviso si prestano ad una larghezza di interpretazione che non dà certezza fra il fatto e l'effetto del proprio comportamento sul piano della responsabilità penale. L'81 ha provato a rimediare a qualche, diciamo così, eccesso di larghezza di quella norma, ma non basta, perché quando non c'è l'81, lo diceva bene il dottor Berni, quando non c'è l'81 c'è il codice penale, c'è la norma ordinaria, e quindi la norma ordinaria va al 2087, allora ci troviamo di fronte ad una sorta di, come posso dire, trappola in cui l'adempimento non basta. Ecco, io chiudo su questa affermazione. Noi non dobbiamo consentire che l'adempimento sia insufficiente ad evitare delle responsabilità, perché se questo messaggio, che purtroppo nella imprevedibilità delle questioni giurisprudenziali passa, l'adempimento diventa, non dico inutile, ma diventa non convinto da parte dell'imprenditore. Covid, ma qui parliamoci chiaro, la confusione che si è creata fra le circolari dell'INAIL e gli interventi successivi del legislatore lascia ancor più perplessi, perché ci si chiede qual è la condotta che da sola è capace di esorcizzare il rischio di una responsabilità penale. Io su questa risposta, magari ci vorrà un altro incontro, paziente professoressa Brollo, perché io credo che sul tema Covid ancora non si è scritta quella pagina che ci consenta di comprendere dove fra 1 o 2 anni, quando i processi andranno a maturazione, andremo a cadere, perché dipenderà molto dall'esito e dagli sviluppi di questa pandemia. Sembra strano dire che una decisione giurisprudenziale possa dipendere da un evento indipendente dal fatto già accaduto. Bene, sì, è così, perché la grande sensibilità nei confronti di chi si è sacrificato e ha cercato in qualche modo di rispondere a questo drammatico evento con delle condotte personali induce a questa cautela. Ma, ripeto, sono convinto che nell'ambito della pubblica amministrazione la risposta ad un rapporto critico fra infortunio sul lavoro e soggetti apicali e comunque responsabili sia A, una migliore organizzazione dell'attività lavorativa sotto il profilo delle deleghe, sotto il profilo organizzativo della pubblica amministrazione, B, una rivalutazione delle condotte dei lavoratori che possa consentire non una responsabilità tout court del lavoratore, ma quantomeno una non responsabilità del datore a fronte di condotte che non possono essere soltanto quelle abnormi, ma anche quelle inadempienti da parte del lavoratore, che non ne andrà a rispondere ovviamente, e dico una banalità, ma che consentirà al datore di lavoro adempiente di non risponderne quantomeno sotto il profilo penale, perché qui parliamoci chiaro, se noi non diamo premialità all'adempimento e non consentiamo, un po' come accadeva con la vecchia legge Balduzzi in tema di responsabilità medica, che a fronte di un adempimento certificato secondo linee guida, secondo buone pratiche, quella era l'espressione dell'articolo 3, io posso andare esente da responsabilità che non siano per colpa grave, ecco, anche questo andrebbe portato nell'ambito della sicurezza per consentire ad un sistema di poter funzionare sul rapporto, per me ineliminabile, fra adempimento e mancanza di responsabilità penale. Ecco, questi due passaggi mi sembra che possano essere, e vi chiedo scusa della foga e della grinta nella espressione, che mal si conciliano con una riflessione che però a monte, vi assicuro, c'è stata. Con queste parole vi ringrazio di avermi consentito la partecipazione e di aver soprattutto appreso tanti, diciamo così, elementi importanti che ovviamente, sui quali ovviamente c'è da riflettere, e che state tranquilli, io sono al governo come sottosegretario e una delle battaglie che condurrò, l'ho detto anche nell'altro incontro a cui ho avuto il piacere di partecipare, è quella defiscalizzazione totale dei costi della sicurezza. Tanto sono convinto che quando l'imprenditore capirà che la sicurezza non è una spesa ma è un investimento, questo può essere un ulteriore, questo riguarda il privato ovviamente, sarà un ulteriore importante passaggio perché tante vite non vadano inutilmente perdute. Vi ringrazio, veramente vi ringrazio e vi chiedo scusa. Grazie sottosegretario, la sfida che ci ha lanciato è intrigante, è alta, ma noi non ci tiriamo indietro, per cui ci ragioniamo se
trasformarla nel tema dell'incontro del prossimo anno. Ecco, con l'occasione ringrazio anche il Presidente del Consiglio regionale, il dottor Mauro Zanin, che ci ha seguito fino a questo punto. Abbiamo sforato i tempi previsti e quindi cerchiamo adesso di contenere al massimo gli interventi, anche perché purtroppo alle 13:30 c'è un altro webinar di Ateneo, quindi dobbiamo lasciare libero il canale ad altri colleghi. Però ciliegina sulla torta. Professoressa, io chiedo scusa, posso salutarvi? Vi chiedo scusa se mi devo allontanare. Certo. Perdonatemi proprio, vi ringrazio tutti e come si suol dire, alla prochaine. Arrivederci. Credo che ci sarà. Va bene, arrivederci. Allora, dicevo, ciliegina sulla torta, la dottoressa Caterina Muscillo, direttrice dell'Ispettorato del Lavoro di Udine Pordenone, interverrà su un tema altamente sfidante e intrigante. Chi controlla i controllori? Stiamo scivolando dal lavoro pubblico al lavoro privato, però appunto un intervento brevissimo, sintetico, solo per lanciare un tema che a nostro parere è ancora molto nascosto e invece è centrale. Grazie Caterina. Buongiorno a tutti. Grazie intanto alla professoressa Brollo e alla professoressa Zilli, che quest'anno mi hanno voluta come relatrice, fra virgolette, non come ospite. Sono passata dall'altra parte perché per tutte le altre edizioni avevo partecipato come ospite. Ecco, io mi ricollego subito a due espressioni utilizzate dall'onorevole Sisto, mi dispiace che è andato via, cioè il concetto di sicurezza partecipata e di corresponsabilità, che diciamo ben si attagliano a quello che dirò brevemente fra poco. Il decreto legislativo 127 ha introdotto queste misure preventive importanti finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19 e questo è stato già detto nel corso delle relazioni precedenti. Queste misure preventive non si traducono, secondo questa normativa, in una serie di obblighi e di sanzioni sia a carico dei lavoratori che a carico del datore di lavoro. E qui è il nodo di cui parlava la professoressa Brollo un attimo fa. Intanto per lavoratore il decreto 127 intende un concetto molto ampio, quindi si intende sia i lavoratori a tempo indeterminato, sia i lavoratori autonomi, e anche soprattutto i lavoratori a tempo, a termine, ma anche i lavoratori esterni al luogo di lavoro, quindi un concetto molto ampio. Per esempio i dipendenti di ditte di appalto che appunto collaborano e che sono incaricate da altri datori di lavoro. Questo è importante perché in realtà, a mio avviso, dalle letture fatte in questi giorni, peraltro c'è pochissimo materiale appunto, io mi sentirei di dire che la ratio del legislatore non è solo quella di aver introdotto obblighi e sanzioni sempre finalizzati alla prevenzione del contagio da Covid sui luoghi di lavoro, ma è proprio quella di prevenire e di tutelare, di proteggere, come è stato detto da qualcuno prima di me, di proteggere i luoghi di lavoro proprio in senso stretto, cioè il luogo di lavoro come tale. Quindi il luogo di lavoro dove opera sia il lavoratore, abbiamo detto nell'accezione più ampia, sia il datore di lavoro. Ora, per quanto riguarda molto sinteticamente gli obblighi in capo al lavoratore, si è parlato ovviamente di certificazione verde o di Green Pass, sia per aver ottenuto la somministrazione delle dosi di vaccino o perché si è effettuato il tampone 48 ore prima. Dal punto di vista invece del datore di lavoro, questi, oltre ad attuare quello che è previsto dal 2087, abbiamo detto il caposaldo, il 2087 del Codice Civile, dal decreto legislativo 81 famoso, quindi adottare tutte le misure di prevenzione, tutela della salute, anche questa intesa
in senso ampio del lavoratore sul luogo di lavoro, deve adottare delle procedure e quindi delle ulteriori misure affinché questa certificazione verde emerga, quindi affinché avvengano correttamente i controlli sul possesso di questa certificazione verde, e quindi deve approntare delle misure di controllo, quindi incaricare soggetti all'interno del luogo di lavoro, che può essere un preposto, può essere un caporeparto, può essere anche il rappresentante dei lavoratori, l'RLS che fa parte del sistema di sicurezza. Quindi incaricare un soggetto e fare in modo che questo controllo avvenga preferibilmente su tutti i lavoratori, preferibilmente tutti i giorni, ma se questo non è possibile per motivi organizzativi, almeno controlli a campione. Controlli a campione e può avvenire in due momenti, anche qui o all'accesso sul luogo di lavoro oppure durante la giornata lavorativa. Anche in questo caso è preferibile che avvenga all'accesso, e anche in questo caso, cioè in questi due momenti, le conseguenze sono diverse sotto il profilo sanzionatorio e sotto il profilo dei comportamenti. Perché se il lavoratore viene colto, diciamo, senza, cioè al momento dell'accesso, o rifiuta di esibire la carta il certificato verde, quindi il cosiddetto Green Pass, oppure non ne è in possesso, deve essere allontanato immediatamente dal luogo di lavoro. Ecco perché il luogo di lavoro è centrale in questa fase, cioè a mio avviso non è tanto la misura repressiva nei confronti del lavoratore quanto tutelare il luogo di lavoro inteso nell'ambiente appunto dove, come è stato detto giustamente dall'avvocatessa Pividori, si deve svolgere nella maniera più salutare e nel completo benessere, quindi non soltanto l'assenza della patologia, ma il benessere lavorativo in senso lato. Quindi in questo caso cosa succede dal punto di vista pratico operativo? Viene allontanato il lavoratore e viene considerato assente ingiustificato, quindi non c'è assolutamente licenziamento, non c'è una sanzione disciplinare, non si attiva nessun'altra misura, diciamo, repressiva, però dal punto di vista economico viene sospesa la retribuzione e anche la contribuzione e ogni altro emolumento. Se invece la cosa più grave avviene, cioè se questa violazione avviene nel corso dopo l'accesso, allora scatta la multa, la sanzione amministrativa. E da chi viene irrogata la sanzione amministrativa? La sanzione amministrativa viene irrogata, quindi comminata esclusivamente dalla prefettura, mentre invece l'accertamento, la rilevazione del comportamento in violazione della norma può essere, e qui arrivo al punto centrale di cui parlavo anche la professoressa Brollo, viene effettuata, e quindi il controllo e la rilevazione della sanzione viene effettuata dalle forze di polizia e dagli organi ispettivi. Fra gli organi ispettivi appunto troviamo la competenza dell'Ispettorato del Lavoro, delle aziende sanitarie. E questo sulla base per quanto riguarda l'Ispettorato del Lavoro, sulla base di protocolli attivati già in piena pandemia nel 2020 con le prefetture. E quanto invece al datore di lavoro, ovviamente oltre all'obbligo di attivare le procedure relative al Green Pass e a fare in modo che avvengano i controlli, ovviamente anche lo stesso datore di lavoro deve essere in possesso della carta verde, perché anche il datore di lavoro, ricordiamoci, nel luogo di lavoro anche il datore di lavoro è un lavoratore in realtà. Tuttavia diciamo che il decreto legge prevede delle sanzioni a suo carico in assenza di questi controlli e in assenza dell'attivazione delle procedure anche in capo al datore di lavoro, quindi sanzioni amministrative, e anch'esse possono essere comminate esclusivamente dalla prefettura
e anch'esse possono essere rilevate dalle forze di polizia e dall'ispettorato. Un ultimo cenno a 2 episodi di qualche giorno fa in cui l'ispettorato del lavoro ha rilevato violazioni in materia di Green Pass in un pubblico esercizio e in un cantiere. Nel caso del pubblico esercizio è stato rilevato l'assenza del Green Pass proprio in capo al titolare di questo pubblico esercizio, mentre gli avventori ne erano in possesso. Lo stesso è successo in un cantiere 2 giorni fa. 2 operatori, quindi operai, 2 dipendenti del cantiere sono stati colti in assenza del Green Pass, pertanto gli ispettori hanno verbalizzato questa violazione e hanno trasmesso gli atti alla prefettura. Io avrei terminato, grazie a tutti. Grazie. Ecco, adesso dobbiamo restringere la parte finale. Uso questi pochi minuti finali per lanciare il bando della borsa di studio per il premio, torniamo al premio di laurea per l'anno 2021. Allora, quest'anno la borsa di studio, il premio di laurea è patrocinato dallo studio tecnico del geometra Daniele Lavaroni, che ho già ringraziato perché è stato animatore, pulsore di questa iniziativa fin dalla prima edizione, quindi è con noi sin dall'inizio e quest'anno appunto anche sponsorizza la nuova borsa di studio. La lanciamo ora, così gli studenti hanno a disposizione un anno per poter lavorare su questo progetto con questa novità. Visto che abbiamo detto che l'incontro è interdisciplinare, anche il premio premia tesi interdisciplinari. Abbiamo fatto un piano di lavoro con il professor Grimaz, Stefano Grimaz, che è già stato ricordato, che è di ambito ingegneristico, e anche con la professoressa Alvisa Palese, che è di ambito medico, con questo obiettivo appunto di premiare tesi interdisciplinari che ragionano sul diritto al lavoro sicuro, tenendo presente non solo delle regole giuridiche, ma sfruttando anche questa intersezione di saperi diversi. Quindi a breve uscirà il bando, suggerisco appunto a tutti gli studenti che ci ascoltano ora o che ci ascolteranno su Play Uniud di presentare, di mettersi al lavoro, di coltivare questi temi e poi vedremo il prossimo anno chi sarà il fortunato vincitore. Ringrazio tutti per la pazienza, mi scuso per non essere riuscita a contenere i lavori entro i tempi previsti, ma erano tutti interessantissimi e quindi sono soddisfatta di avervi lasciato sfogare e parlare. Grazie per il prezioso contributo e arrivederci al prossimo anno. Grazie a tutti voi. Voglio anzitutto ringraziare la famiglia Lombardi insieme alla professoressa Brollo e all'azienda Zorzettig che attraverso la borsa di studio Lombardi offrono un importante stimolo alla ricerca, soprattutto ai giovani studiosi e alle giovani studiose su temi di impatto e di forte rilevanza sociale oltre che giuridica. Per me è stato davvero un privilegio essere assegnataria della borsa di studio che mi ha consentito di svolgere una ricerca su un tema ad oggi poco esplorato dagli studiosi, quantomeno di ambito giuridico, e sostanzialmente trascurato dal legislatore, e cioè il tema della difficile inclusione lavorativa delle persone con autismo ad alto funzionamento, quali ad esempio la sindrome di Asperger, che è contraddistinta da un quadro fenomenico estremamente vario e dall'eziologia ad oggi ignota, ma che si caratterizza per la sua lievità se raffrontato ad altre forme di autismo. La persona con sindrome di Asperger, sviluppa il linguaggio verbale, non presenta disabilità intellettive, anzi le sue capacità intellettive possono anche essere al di sopra della norma.
Tuttavia, i cosiddetti ASPI, quindi le persone con la sindrome di Asperger, riscontrano enormi difficoltà nell'interazione sociale, nella regolazione emotiva e nell'interpretazione del linguaggio, soprattutto non verbale, ma anche di quello verbale, laddove può presentare ambiguità nel significato, più significati, una determinata espressione o un termine. Questi ostacoli si traducono in una sostanziale condizione di emarginazione sociale e quindi di esclusione dal mondo del lavoro, dal momento che queste persone non possono essere considerate disabili e quindi non sono destinatarie del collocamento mirato. I problemi dell'emarginazione sociale e dell'esclusione lavorativa sono chiaramente stati amplificati dall'emergenza pandemica che ha colpito tutti noi. Durante la pandemia le persone con autismo ad alto funzionamento e le persone quindi con sindrome di Asperger, così come i loro familiari, che laddove presenti svolgono una funzione assistenziale fondamentale, sono rimasti quasi del tutto invisibili agli occhi del legislatore, che non li ha inclusi nella categoria dei lavoratori fragili, categoria di cui abbiamo sentito molto parlare durante i mesi di pandemia, molto eterogenea, che include al suo interno ad esempio anche i lavoratori con grave forme di disabilità. Gli ASPI si sono visti costretti quindi alle medesime condizioni di lavoro di tutti noi, quindi al lavoro da remoto, allo smart working emergenziale, lavoro da remoto che ne ha accentuato la condizione di isolamento sociale con conseguenze molto negative, persino a tratti patologiche da un punto di vista del loro equilibrio psichico. La mia ricerca, che è confluita all'interno di un saggio da poco pubblicato, ha affrontato il problema della difficile inclusione delle persone con autismo ad alto funzionamento, innanzitutto con l'obiettivo primario di mettere in luce l'esistenza del problema, per alcuni del tutto sconosciuto, ad oggi senz'altro oggetto di scarso interesse da parte dei giuristi, ma anche da parte del legislatore. In secondo luogo, l'obiettivo del mio studio è stato quello di proporre possibili soluzioni da adottare anche in una prospettiva post-pandemica. Nell'accesso al lavoro e nel rapporto di lavoro, infatti, queste persone sono e continuano ad essere trattate al pari degli altri, come emerso nel corso dell'emergenza pandemica. Si trascurano le caratteristiche di cui sono portatrici. Sarebbe invece necessario, innanzitutto, adottare specifici accomodamenti ragionevoli, e cioè misure dirette a rimuovere gli ostacoli che impediscono a queste persone di vivere in condizioni di uguaglianza con gli altri, a partire dal momento del colloquio di lavoro, che deve tenere necessariamente conto delle caratteristiche della persona con autismo ad alto funzionamento per poterla mettere a proprio agio, come è emerso da uno studio inglese che evidenzia la necessità di addirittura formulare le domande nella cosiddetta job interview in modo tale da mettere a proprio agio il candidato o la candidata che dichiarano di essere portatrici della sindrome di Asperger o di altra forma di autismo ad alto funzionamento. Un'ulteriore misura che potrebbe essere adottata al fine, diciamo, di raggiungere l'obiettivo dell'inclusione sociale e lavorativa delle persone con autismo ad alto funzionamento è il cosiddetto budget di salute personalizzato. Uno strumento diffuso in alcune regioni, tra le quali anche la regione Friuli Venezia Giulia, rilanciato dal decreto agosto per tutelare la fragilità psicosociale. Uno strumento che risponde alla logica di un intervento personalizzato, quindi a misura del suo destinatario, e diretto a raggiungere l'obiettivo sia dell'inclusione sociale sia di quella lavorativa, oltre che di implementare le misure assistenziali di cui senz'altro possono necessitare i destinatari del budget di salute.
Concludo evidenziando che le caratteristiche delle persone con autismo ad alto funzionamento e con la sindrome di Asperger non devono essere intese come deficit, ma al contrario devono essere intese come enormi potenzialità che in un ambiente di lavoro inclusivo vanno a beneficio di tutti. Quindi è necessario che si adottino misure dirette a valorizzare le diversità di cui queste persone sono portatrici, proprio perché rappresentano senz'altro una fonte di arricchimento sociale e lavorativo per tutti noi. Vi ringrazio.